Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con il nostro telegiornale che vi terrà compagnia anche quest'oggi fino alle 14:30. Molti gli argomenti dei quali parleremo quest'oggi, dall'economia alla sanità, alla questione delle RSA. Naturalmente come ogni giorno a partire dalle 12:30 il punto stampa del Presidente della Regione Zaia dall'unità di crisi della protezione civile di Marghera. Un aggiornamento di cronaca che ci arriva da Treviso da parte della Guardia di Finanza. Sono stati sequestrati 23.000 capi di abbigliamento con falso marchio Made in Italy. Si tratta di capi di abbigliamento appunto di diverso genere, pantaloncini, scarpe, t-shirt eccetera, per un valore complessivo di circa 300.000 euro. I prodotti sono stati rinvenuti a bordo di auto articolati e camion che sono stati fermati dalla Guardia di Finanza all'uscita dei caselli autostradali di Meolo Roncade e Venezia Est, che insieme registrano ogni anno, pensate, il passaggio di oltre 5 milioni di veicoli, in buona parte provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. In alcuni casi le false indicazioni erano state coperte con del nastro adesivo in maniera tale da cercare di passare inosservati eventuali controlli da parte dei finanzieri. Insieme al sequestro della merce sono state denunciate anche 15 persone, tra le quali gli amministratori delle aziende che hanno importato prodotti con sede nelle province di Modena, Teramo, Ascoli, Piceno e Fermo. Ora parliamo di economia, parliamo di recovery plan. Vedo che abbiamo già in collegamento il nostro primo ospite di questa diretta. Benvenuto al professor Alessandro Minello, docente di economia e politica industriale dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi e per aiutarci a fare un po' di chiarezza appunto su questo recovery plan del quale tanto abbiamo sentito parlare in questi giorni, in questi mesi, in modo particolare appunto in questi giorni dopo che è stato presentato dal governo all'Unione Europea, ma forse sul quale non tutti abbiamo le idee ancora molto chiare. Professore, innanzitutto che cosa significa, no, questo recovery plan, questo piano di recupero e resilienza, che già con queste due parole induce ad alcune riflessioni, no, nei non addetti ai lavori come noi? Sì, è il piano per il recupero e la resilienza a livello nazionale che ciascun Stato deve preparare per spendere i soldi del piano europeo, che si chiama Next Generation EU, al fine di affrontare le problematiche della pandemia. Nel caso dell'Italia, questo piano prevede un finanziamento europeo di circa 200 miliardi di euro, quindi una somma molto ingente. Il 30%, 35% sono sovvenzioni a fondo perduto e il 60%, circa 65% sono dei prestiti. È un'opportunità importante per ammodernare e per rendere più competitiva sia la parte economica, sia la parte sociale, sia la nostra società, sia il nostro sistema socio-economico. Sono previsti investimenti in 6 missioni principali. La prima missione è la digitalizzazione, innovazione. La seconda missione è la rivoluzione verde, la transizione ecologica. La terza missione sono le infrastrutture e la mobilità sociale. La quarta missione sono l'istruzione e la ricerca. La quinta missione è l'inclusione sociale e la coesione. E infine la sesta missione è la salute. In tutte queste missioni il piano nazionale per il recupero e la resilienza deve prevedere una serie di investimenti. Tra le missioni ci sono però delle priorità. E le priorità che l'Unione Europea ha dato riguarda le prime due missioni, la digitalizzazione e l'ambiente, diciamo la conversione ecologica.
Secondo l'Unione Europea, la conversione ecologica e la digitalizzazione devono ricevere almeno rispettivamente il 37% e il 20% del budget di spesa di investimento del piano. Ecco che allora ci sono già delle indicazioni importanti per quello che riguarda i nostri investimenti che devono avvenire all'interno di queste due missioni soprattutto. Ecco, la ringrazio per aver specificato questi aspetti, perché nell'ultimo periodo si è sentito un po' di tutto di più, no? Ma potrebbero essere investiti nella sicurezza stradale, che ne abbiamo tanto bisogno, ma potrebbero essere investiti in questo, in quell'altro, e chi più ne ha più ne metta, da parte delle categorie, da parte di ogni persona naturalmente che per la propria professionalità ovviamente è interessata a questo. In realtà, appunto, come lei ci ha spiegato, non è che si possa fare ciò che si vuole con questi soldi. No, ci sono stanziamenti specifici. Il piano nazionale del governo Draghi prevede che le prime due missioni abbiano già una dotazione di circa 100 miliardi di euro. 30 miliardi di euro sono circa per l'istruzione e la ricerca, 25-30 per le infrastrutture, 20 per l'inclusione e 15 per la salute pubblica. Quindi queste sono già delle indicazioni. Poi all'interno di queste iniziative è importante che si adottino progetti di qualità, quindi la qualità degli investimenti è fondamentale. Faccio un esempio, noi puntiamo molto, è sui giornali odierni anche, sul tema del super bonus. Il super bonus va bene, però non è ben visto dalla comunità europea, soprattutto perché l'Unione Europea vuole che si punti più su investimenti che su contribuzioni o detrazioni. E questo perché? Perché gli investimenti hanno un moltiplicatore più elevato e quindi consentono di attivare altre produzioni, altre attività che poi alla fine fanno aumentare il prodotto interno lordo, i consumi, l'occupazione e gli investimenti. Ecco allora che quando si deve pensare ai vari piani di resilienza e recupero a livello regionale, per esempio, è importante considerare questi elementi e soprattutto considerare la qualità degli investimenti, non solo, anche le tempistiche sono fondamentali. Tenete presente che il 70% degli investimenti previsti dal piano devono essere delle risorse, deve essere impegnato entro il 2022 e speso entro il 2023. Quindi siamo di fronte a una corsa contro il tempo, per cui bisogna essere bravi, bisogna riuscire a programmare bene questi investimenti, che siano di qualità e con le tempistiche dovute. Si consideri che poi entro il 2026 tutto deve essere speso. E questo è un altro obiettivo importante che va rispettato, perché altrimenti si rischia di non poter prendere queste risorse. Ecco, lei penso abbia messo un po' il dito in quella che è la piaga, diciamo, no, del sistema italiano, professor Minello, perché questa corsa contro il tempo rischia di essere bloccata da tutta quella serie di lacci e lacciuoli che ben conosciamo della burocrazia del nostro paese. Basti pensare per esempio in piccolissimo quanto sta accadendo proprio con il super bonus 110% che lei citava proprio poco fa, e le grandissime difficoltà che stanno incontrando le aziende e i professionisti che hanno già cominciato appunto a fare i lavori nel reperire per esempio la documentazione necessaria all'interno dei comuni. Possiamo quindi immaginare, se le difficoltà sono così grandi già per quella che rispetto alle cifre insomma di cui stiamo parlando del recovery plan è una piccolezza, cosa possa accadere su progetti di respiro assai più ampio come questi, appunto. Sì, è una grossa sfida, soprattutto perché c'è da scegliere anche tra progetti che sono già in parte avviati, quindi che si possono, diciamo, concludere
nei tempi previsti, ma anche progetti nuovi che riguardino proprio investimenti ex novo. Anche qui va sempre considerato, diciamo, l'orientamento della Comunità Europea, che poi, attenzione, alla fine deve comunque approvare entro giugno il piano nazionale, per cui è importante considerare il tema dell'addizionalità. Per fare un esempio, la Comunità Europea, l'Unione Europea privilegia progetti ex novo, quindi che hanno un ritorno maggiore, un impatto maggiore sul territorio. Per cui anche questo elemento va tenuto in considerazione nell'articolazione poi dei progetti del piano, e quindi va considerato sia il tipo di investimenti piuttosto che detrazioni, contributi, sia anche il tipo, la qualità dell'investimento stesso e il suo grado di addizionalità, perché chiaramente sono differenti i tempi di esecuzione e il rispetto di questi criteri. Ecco, per fare degli esempi, professore, per capire, no, anche proprio nel concreto che cosa significa questo principio di addizionalità, che cosa possiamo dire con delle opere, per esempio, che possono caratterizzare il nostro territorio? Beh, ci sono situazioni, per esempio, di cui si è parlato in questo periodo, è quello per esempio del collegamento metropolitano tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria di Treviso. Un progetto ambizioso, è un progetto che come dire, potrebbe rientrare in quella parte, in quella missione che riguarda la mobilità sostenibile e l'intermodalità, ed è pienamente coerente con la sottomissione citata nel documento, nel piano del governo Draghi, laddove si dice di ripensare la mobilità di persone ma anche di merci tenendo conto del sistema aeroportuale. Quindi questo è un progetto addizionale, è un progetto che va pensato, però è chiaro che va attentamente monitorato nei tempi di esecuzione, perché è evidente che da qui al 2026 i tempi non sono molto elevati. Altri progetti poi dopo che sono inseriti peraltro nel piano regionale di resilienza, di recupero e resilienza, sono tutti quei progetti legati ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, per esempio. Quindi tutti quei progetti di realizzazione di infrastrutture e di servizi, soprattutto anche nel tema turismo e cultura 4.0 e turismo, che sono coerenti appunto con la prima missione del piano di resilienza e di recupero. Quindi questi sono tutti esempi di progetti che sono pienamente coerenti e che hanno un ritorno sul territorio in termini di moltiplicatore molto elevato, un impatto elevato. È chiaro che tutte le attività che possono riguardare la ristrutturazione degli edifici, l'efficientamento degli edifici, l'efficientamento energetico, la riduzione della fragilità ambientale, sono tutti progetti, alcuni dei quali sono in corso, che invece riguardano la missione 2, quindi la transizione ecologica e la rivoluzione verde, e che possono chiaramente essere inseriti in corso d'opera appunto nel piano di recupero e di resilienza. Ecco, ma mi permetto insomma di fare questa domanda, professor Minello, perché credo sia di grande interesse per soprattutto insomma i cittadini che ci stanno seguendo, molti dei quali per esempio a proposito del recupero del patrimonio edilizio in chiave green appunto del nostro territorio sono molto interessati, tant'è che il Veneto è risultata essere la regione che ha fino ad ora presentato il maggior numero di domande proprio già per aderire a questo incentivo insomma del super bonus, e molti vorrebbero, ma ancora al momento stanno alla finestra per cercare di capire che cosa accadrà, se verranno prorogati i termini come pare o quant'altro. Cioè, come mai questi progetti non vengono considerati dei moltiplicatori o non hanno dei moltiplicatori così elevati come altri che lei ha citato?
Allora, intanto, diciamo che intanto nel piano nazionale di recovery e di resilienza il super bonus è stato previsto fino al 2023 e c'è già l'impegno di cofinanziare le risorse necessarie in parte con fondi appunto europei, in parte con fondi speciali del governo nazionale. Quindi questo è un impegno che il governo Draghi si è preso di fronte al Parlamento e che poi è stato tradotto anche è stato citato nel documento. Per quanto riguarda l'impatto, i progetti hanno un cosiddetto moltiplicatore diverso l'uno dall'altro e questo livello di moltiplicatore dipende da quanto riescono ad attivare altre produzioni, altre attività che sono funzionali alla realizzazione di quel progetto. Per fare un esempio, tutti i progetti infrastrutturali hanno, soprattutto anche quelli pubblici, hanno un forte moltiplicatore perché attivano produzioni nelle costruzioni, attivano nei materiali, nell'energia e così via. Quindi qualsiasi investimento che riguardi determinate attività infrastrutturali generalmente genera una crescita del prodotto interno lordo più elevata della singola spesa e infatti l'Europa punta molto su queste attivazioni. Un settore dove c'è molta attivazione, per esempio anche il turismo, perché il turismo attiva tutta una filiera di attività a monte e a valle che consente di aumentare di molto il valore del prodotto interno lordo rispetto alla singola spesa, per esempio, del turista sul territorio. E l'abbiamo visto in questo periodo di lockdown, quali siano state le ripercussioni del blocco del turismo su un'intera filiera che ha coinvolto tantissimi settori che magari all'apparenza non sembrava nemmeno fossero collegati al turismo e che poi in realtà si sono rivelati strettamente legati e stanno pagando delle conseguenze pesantissime. No? Sì, infatti consideri solo così a livello informativo che un euro di spesa turistica attiva almeno un altro euro di moltiplicatore. Quindi, e lo attiva perché? Perché il turista che spende sul territorio attiva produzioni agricole, attiva ristorazioni, attiva acquisti culturali e così via. Quindi è un settore fondamentale, strategico, in grado di fare, di catalizzare anche altre attività. È chiaro che c'è da considerare un elemento importante, che è fondamentale per il territorio che ci sia una multisettorialità, una multispecializzazione, perché proprio noi abbiamo pagato molto anche nella nostra provincia il fatto che in quest'ultimo periodo soprattutto ci fossimo molto concentrati, giustamente, attenzione, sul turismo, però abbiamo forse trascurato anche altre produzioni, penso anche ad alcune produzioni agricole per esempio, oppure artigianali, oppure anche ad attività più innovative che sono necessarie poi per gestire per esempio tutto il nuovo modello adesso digitale che si va affermando a seguito anche della riorganizzazione delle attività, pensiamo allo smart working per esempio, piuttosto che alla didattica a distanza, piuttosto che altre attività che richiedono competenze diverse rispetto al periodo precedente. Certo, sicuramente questo è fondamentale anche perché abbiamo visto, insomma, rappresenta proprio uno dei due punti principali che vengono richiesti dall'Europa proprio per poter attivare questi finanziamenti. Un'ultima domanda volevo farle, professore, relativamente ai giovani. Questo Recovery Plan, dicevamo, fa parte del Next Generation EU, questo progetto per le prossime generazioni. Che cosa resterà quindi per le prossime generazioni, secondo lei, per i nostri giovani? Resterà sicuramente un passaggio epocale con questo Next Generation EU, perché cambia proprio il modello. Noi avevamo un modello di sviluppo centrato soprattutto sulla crescita e un po' sul pregiudizio del territorio, nel senso che il territorio era a servizio della produzione.
Con Next Generation EU noi cambiamo questo modello e cerchiamo di avere un modello più digitale, più efficiente, più competitivo, ma soprattutto più rispettoso dell'ambiente, più sostenibile. Ecco, io credo che i giovani potranno, se riusciremo a costruire un piano coerente con gli obiettivi che ci siamo dati, credo che potremo trasmettere ai nostri giovani un ambiente migliore rispetto a quello che in questo momento stiamo vivendo. C'è da dire che l'Italia ha molto da guadagnare in questo passaggio, in quanto abbiamo un tasso di partecipazione al mercato del lavoro giovanile tra i più bassi in Europa. Abbiamo un tasso di cosiddetti net, cioè di persone che non studiano, non lavorano e non fanno formazione, più elevato in Europa, e quindi abbiamo una sfida da affrontare. Ma la sfida la si vince con l'istruzione, la si vince con la cultura, la si vince con la formazione. Infatti io credo che il vero collante di questo piano dovrà essere per forza il mondo della scuola, il mondo dell'istruzione, perché generi quelle competenze, gli inglesi chiamano upskill in questo caso, o reskill, che sono coerenti con il nuovo modello, altrimenti noi ci troveremo di fronte a una situazione in cui non sapremo dialogare con le nuove tecnologie. Ci sarà una dotazione maggiore, ma non sapremo sfruttare. Certo, e questo è uno scotto che il nostro paese finora ha sempre pagato, no, rispetto agli altri paesi europei, a molti altri paesi europei, no? Esatto. Io devo lanciare la pubblicità, professore, la ringrazio davvero per essere stato con noi e per averci spiegato insomma, i termini di questa questione che all'apparenza insomma, è estremamente complessa per chi non è addentro alle tematiche economiche, ma che sicuramente, appunto come lei diceva, sarà destinata a cambiare il volto del nostro paese. Grazie al professor Alessandro Minello, docente di economia politica ed industriale dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buon lavoro naturalmente, professore. Alla prossima. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità. Linea alla regia. A più tardi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria del telegiornale di Antenna 3. Tra poco ci collegheremo con l'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera per il consueto punto stampa del Presidente della Regione Zaia con appunto tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio e la vaccinazione. Intanto per quanto riguarda i provvedimenti che sono stati presi in vista del fine settimana per limitare gli assembramenti, ricordiamo che scatta da oggi fino a domenica l'ordinanza antimovida del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che fissa dei limiti d'accesso ad alcune zone di Venezia e di Mestre per evitare assembramenti che aggravino la diffusione del Covid-19. Oggi, quindi venerdì, e poi domani sabato 8 e domenica 9 maggio, la polizia locale avrà la facoltà di vietare o comunque regolare l'accesso ad alcune aree della città con numerosi bar ed esercizi pubblici, garantendo comunque il transito ai dipendenti dei negozi aperti e ai residenti. Nel centro storico lagunare, in particolare, le zone poste sotto sorveglianza saranno Fondamenta degli Ormesini e Fondamenta della Misericordia nel sestiere di Cannareggio, domenica anche dalle 11 alle 15, e poi i campi nei pressi del Ponte di Rialto e di Campo Santa Margherita, zona dove si concentrano soprattutto gli studenti universitari. A Mestre verranno presidiate le zone di Riviera 20 Settembre, Piazzale Donatori di Sangue, Calle Legrenzi, appunto nel centro cittadino. Tutto questo appunto per limitare gli assembramenti, appunto, e per limitare la movida che possa in qualche modo favorire il contagio, anche perché, lo ricordiamo, nella nostra regione, come ha spiegato proprio ieri l'assessore Manuela Lanzarin, l'indice RT è salito ed è proprio al limite della zona arancione a 0,95, quindi
diciamo è un elemento di preoccupazione, ha detto l'assessore, proprio perché se dovesse salire sopra l'1 ovviamente ci potrebbero essere dei passaggi di colore per quanto riguarda la nostra regione. Vedo che il governatore non è ancora arrivato, per cui abbiamo tempo per un'altra notizia di cronaca che ci arriva sempre dal veneziano ed è quella relativa a un intervento dei vigili del fuoco in un'abitazione dove un'anziana donna è rimasta intossicata dal fumo prodotto da un principio di incendio nella sua casa avvenuto intorno alle 4 del mattino a Moniego, frazione di Noale. La donna, che era rimasta bloccata in casa per le inferriate alle finestre, è riuscita a dare l'allarme al figlio che abita nelle vicinanze e che per primo è accorso. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 operatori, hanno spento il principio di incendio divampato nel bagno dell'abitazione, probabilmente causato da una candela lasciata accesa. La donna è stata trasferita al pronto soccorso per accertamenti. Sul rogo indagano i carabinieri. Ecco, è arrivato il governatore, linea quindi a Marghera alla Protezione Civile. È inevitabile che si inizi a riaprire rispetto a molte attività, per cui lo state notando anche voi, insomma, rispetto anche alla semplice vita quotidiana, per cui si stanno sommando sempre un sacco di impegni. Anche la prossima settimana avremo martedì che non ci saremo e giovedì perché c'è la visita del commissario. Ci sarà comunque un punto stampa poi. Sì, ci sarà il punto stampa, penso lo faremo a Acque. Sì, verso le 1. Invece martedì no, perché io sono dove? A Verona. Io sono a Verona e l'assessore ha impegni. Vabbè, inizierei perché oggi è una giornata di una grande comunicazione. Guardiamoci, noi possiamo, coetanei, possiamo guardarci. Allora, test rapidi sono 4.452.895 e i molecolari hanno superato, come avete visto ieri, i 5.106.000. Totale abbiamo 9.559.000 test fatti. Stiamo andando verso i 10 milioni di test. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 629 positivi. Che ovviamente il dato che conferma il calo, rappresentano l'1,56% dei positivi su 40.280 tamponi. Quindi possiamo dire con tranquillità che questa è la giornata con la minore incidenza della terza ondata del coronavirus. Quindi 629 positivi su 40.280 tamponi, che è un'enormità. Questo è un grande indicatore, i 40.000, perché rappresentano un contact tracing molto aggressivo, perché vuol dire che ogni positivo ha dato vita a un sacco di tamponi attorno a sé per testare, ovviamente con un'incidenza bassa, come diceva ieri il professor Palù. Io vi ho seguito ieri dalla macchina. Con un'incidenza bassa il contact tracing diventa sempre più aggressivo, cioè diventa sempre più chirurgico. Prova ne sia che abbiamo l'1,56% di incidenza. Totale dei positivi dal 21 febbraio 2020 sono 416.451. Cosa è successo? No, perché quando ti alzi ti impalli la telecamera. I positivi di oggi, vedete il calo, eccolo qua, 19.629 persone positive, metà sono asintomatiche, almeno 10.000 sono asintomatici, in casa in attesa della loro negativizzazione. In ospedale abbiamo in totale 1.228 pazienti, e se continuiamo a andare così diciamo che è un bel segnale, meno 53, ma se voi vedete la curva ingressi e dimissioni, ormai le dimissioni sono da 10 giorni che hanno superato di gran lunga gli ingressi. L'area non critica, quindi nelle nostre corsie ci sono 1066 pazienti, meno 47. Questo lo vediamo anche dei pronto soccorso, che sono ovviamente non più sotto pressione rispetto agli ingressi Covid.
e in area intensiva 162, meno 6, che sommati ai 278 posti di terapia intensiva non Covid, fa 440 terapie intensive attivate oggi in Veneto. Scusate, vado un po' veloce. 11.414 purtroppo decessi, più 10, e 20.880 dimessi, persone guarite dimesse dall'ospedale. Allora, 3 robe in croce e dopo lascio la parola per le domande. Intanto facciamo gli auguri al signor Antonio De Giusti di San Damiano, 105 anni oggi. E quindi veramente auguri di cuore al signor De Giusti di San Damiano. Vaccinazioni. Ultime 24 ore sono stati fatti, e ringraziamo tutti gli uomini e donne della sanità e i volontari che stanno lavorando nei nostri oltre 60 centri vaccinali, 44.774 dosi. Siamo ormai a 1.925.887 dosi, 1.925.887 dosi, o 67. 67. Prego? Compresi i medici di famiglia? Sì, totale. Tutte le dosi inoculate nei Veneti. Di prime dosi ne abbiamo 1.344.074. Allora, sentite, noi abbiamo una copertura, vi do un dato che può interessarvi, abbiamo una copertura dei 70-79 del 78,4%, c'è un successo. Abbiamo una copertura oltre gli 80 anni del 96,3%, allora oltre gli 80 anni, over 80, 96,3%, 70-79, 78,4%, 60-69 attualmente è 46,8%, però abbiamo già le prenotazioni per arrivare al 65% più o meno. Anzi, sì, vi do anche i disabili 69,5% e vulnerabili 62,9%. Perché vi dico tutto questo? Perché viste le prenotazioni, visto tutto, noi non possiamo, vi ricordate che abbiamo lanciato il 60-69 dicendo apriamo le agende vaccinali fino al 19 di maggio e poi vedremo. Poi vedremo è arrivato oggi. Dalle ore 16 di oggi, venerdì, cos'è oggi? 7, 8? 7. Da oggi, venerdì 7, dalle ore 16, senza calcarsi, senza fare casini, apriamo ai 50-59 e apriamo, tenetevi duri, fino al 9 giugno, dando disponibilità di 800.000 posti, che è esattamente la corta degli 50-59. Cioè tutti hanno la possibilità di prenotarsi. Sono 800.000 la corte, 799.000. Quindi ovviamente abbiamo dato una limatina perché non si vaccineranno tutti, però ci sono posti per tutti. Considerate che molti li abbiamo già vaccinati perché erano categorie fragili, qualcun altro faceva il poliziotto, il militare, i sanitari. Guardate, ce n'è per tutti, quindi non serve, non intasatemi il computer, il cervellone. Posso fare un appello? Evitate di chiamare il call center perché se vedete che il sistema va in crash, io non ho altri sistemi per aprire le prenotazioni, è quello di annunciarlo. Voi state facendo un lavoro ciclopico, ci state dando una mano paurosa, perché quando io avrò finito sta storia delle prenotazioni e chiuderemo, non mi dimenticherò di ringraziarvi, perché se non ci fosse stati voi a dare risonanza a quello che facciamo, vi dico solo che l'altro giorno avete fatto occupare in 24 ore 100.000 prenotazioni, cioè non è roba da poco. Un 16% sono già stati vaccinati. 16% già vaccinati del 50-59, quindi ci sono posti per tutti. Non escludo anche qui, ve lo dico subito, siccome si chiude l'agenda vaccinale, si chiude al 9 di marzo perché è l'ultima data utile con un minimo di certezza dell'arrivo del vaccino, non esclude che anche qui anticiperemo i 40-49. Quindi dico adesso, i 40-49 anni scaldino i motori,
perché io punto di farli prima di fine maggio. La squadra è carica, ho detto riempite ad uovo le agende, e ringrazio anche le prime aziende in provincia di Belluno, Luxottica, in provincia di Verona, Aermec della famiglia Riello, i centri vaccinali del Veneto orientale, uno per ogni località turistica, e altro ancora che apparirà, che troverete nelle piattaforme vaccinali, cioè andrete nella ULS 1, vedrete che comparirà un nuovo centro vaccinale che sarà un'azienda privata. E perché? Perché con l'ottica di fare un servizio ai veneti, queste aziende si sono messe a disposizione per i target che gli diamo noi. Quindi andranno dei cittadini normali a vaccinarsi, se poi hanno anche dei dipendenti di quell'età ci vanno. Quindi stiamo facendo una rete che ci permetterà ancora di correre di più. Quindi appello anche ad altre aziende che volessero farlo, sanno magari ah sì, scusate, c'è Vicenza, scusatemi, grazie, Valdagno, il gruppo Marzotto. Quindi sono centri vaccinali privati con i costi pagati dai privati, che dicono gli abbiamo ovviamente fatti per i nostri dipendenti, ma siccome adesso si va per categorie d'età, prenotateceli voi e mandateceli da lunedì, da queste ore, nel senso che per dire Luxottica su Belluno penso un mese che è pronta, solo che non dovevamo arrivare a un target di età utile per fare questa operazione. Chi entrerà a Belluno troverà la possibilità anche di andare ad Agordo o a Luxottica, per dire, piuttosto che chi andrà a Vicenza potrà andare a Valdagno, alla Marzotto o Verona all'Ermic. Detto questo, io spero che se riusciamo a tirare sui target come abbiamo fissato, abbiamo fatto un progetto di target in questi giorni, abbiamo lavorato duro su questo nonostante i perditempo. Abbiamo fatto i target per ogni ULS per ogni giorno. Noi verosimilmente se i cinquantenni, 50-59, i miei coscritti, i nostri coscritti di alcuni che sono qui, ci danno una mano e riempiamo a uovo le prime giornate, cioè facciamo in modo di avanzare per capirci, se entri nel sito e trovi date libere oggi e trovi quella del 9 giugno libera, per favore prenota quella di oggi, perché così anticipo i quarantenni, se no mi creo dei buchi che poi non riesco più a gestire. E quindi adesso ci prenoteremo anche noi per la vaccinazione, ovvio. Speriamo di essere fortunati invece. Magari andiamo tutti insieme. Sai qual è il problema? Potremmo andare tutti assieme, il problema è che bisogna prenotarsi, dopo c'è sempre qualcuno che vede sempre il privilegio, allora bisogna prenotarsi. Noi si prenota tutti lo stesso giorno. Sì, comunque ecco, volevo adesso, al di là delle battute, volevo dire che ho fatto prima, i posti ci sono per tutti, quindi non ci deve essere ansia per nessuno. Abbiamo proprio atteso questi giorni, voi l'avevate capito che noi eravamo pronti a aprire, perché volevamo la conferma della fornitura, proprio per aprire agende in maniera tale che non ci fossero poi disdette. Sì, o magari che so 100.000 cinquantenni che stanno lì fermi, che sono in attesa che si aprano ancora l'agende. Ce n'è per tutti i posti. Abbiate la pazienza, la comprensione di capire che stiamo affrontando un software e un cervellone che si troverà un'onda d'urto di 800.000 persone che nelle prossime ore cercheranno di cliccare per entrare. Se non gira, non chiamate il call center, state un attimo tranquilli, ma stasera torna in pista. Ma c'è il posto per tutti, non c'è nessun problema. E è una gran roba, perché quando noi chiudiamo questi, noi di fatto già con i sessantenni, ovviamente le agende restano aperte, so che dicono ovvietà, ma lo voglio dire, restano aperte per i nostri over 60, quindi 60-69, sì, 70-79 e gli over 80, cioè tutti coloro che hanno più di 50 anni, comunque in qualsiasi momento possono prenotare. Quindi se c'è ancora qualche sessantenne che deve prenotarsi fino alle 4 di oggi, trova spazio libero, dalle 4 è inevitabile che ce ne sarà più di qualcuno in più che vorrà prenotarsi. Quindi ultimo appello, ultime ore, sono 2 giorni che lo diciamo, abbiamo visto i risultati, quindi io penso che chiuderemo i 60-69 con almeno il 65% di adesione.
e poi 50-59 vedremo che scelte faranno. Insomma, la vaccinazione è volontaria, però ricordo che noi siamo anche una categoria in età lavorativa con grossa mobilità e non sarebbe male mettersi in protezione nell'interesse non solo nostro ma anche di quello degli altri. Cioè, se parliamo di immunità di gregge, vale più l'immunità di gregge della fascia d'età di 50-59 che in quella del 70-79, perché è inevitabile che chi si muove di più ha bisogno di più immunità, ha bisogno di più vaccinati, no? Perché rischiano di essere dei vettori. E lo so che l'assessore ieri, che mi ha degnamente sostituito, e vi ha detto l'R-Conti 0,95, 97 di incidenza su 100.000 abitanti, è calata fortemente, e abbiamo 15% sia su terapie intensive di riempimento che su area non critica. Considerate che terapie intensive la soglia è 30%, l'area non critica 40%. Perché vi dico questo? Ho parlato ieri anche con il professor Brusaferro, con il ministro Speranza, e voi sapete che c'è un gruppo di lavoro nazionale che sta rivedendo questi parametri. Io penso che sia logico rivederli, perché siamo in presenza ormai di praticamente mezzi veneti vaccinati. Se pensate che abbiamo 1.900.000 dosi inoculate e 1.200.000 prime dosi, capite che ormai un terzo dei veneti, aventi titolo di essere vaccinati, sono vaccinati. Abbiamo i monoclonali, abbiamo terapie, abbiamo dispositivi, quindi oggi il gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro governato per la regione dalla dottoressa Russo, che ringrazio, poi c'è la dottoressa Petra Pulacus dell'Emilia Romagna, poi chi c'è? C'è Il Lazio e il Trentino. Vabbè, insomma, voi sapete che noi abbiamo sempre questo coordinamento con l'Istituto Superiore della Sanità, è quello di avere di nuovo i parametri che abbiano queste caratteristiche. Secondo noi introducano un principio di automatismo, come lo hanno fatto le aree, no? Le aree colorate, perché uno dice ma potevi far così, potevi far colà. Sì, vi ricordo che noi abbiamo abbandonato il lockdown per togliere discrezionalità e fare in modo che ci fossero gli automatismi con i parametri. Poi sono stati modificati i parametri verso il basso per essere ancora più rapidi negli automatismi. Questo ve lo ricordate, no? Che siamo scesi zona arancione, ce l'hai con 1 di R-Conti, prima ce l'avevamo con l'1,25. Infine, oltre all'automatismo, diciamo sì ancora R-Conti, ma soprattutto R-Conti sintomi ed R-Conti ospedaliero, cioè dare più luce e spazio a quello che è poi l'impatto ospedaliero e sanitario. Considerate in un contesto di dinamicità. Qual è il pericolo se resta così? Premesso che noi, anche se dovessimo andare ad 1, abbiamo un rischio basso per cui non scatterebbe la zona arancione, secondo i calcoli fatti, ma comunque c'è una previsione di abbassamento del nostro R-Conti da 0,95 verso il basso, perché questo è di 14 giorni fa. Però qual è il tema? Che con parametri così bassi c'è il rischio che magari ti trovi in estate che per un calcolo matematico ti rischi di dire ai turisti da stasera non uscite più dal comune dove vi ritrovate. Questo è riconosciuto anche dalla scienza, insomma, che qualche ragionamento va fatto. Io non sto, e chiudo, non sto liquidando la partita del coronavirus come chiusa. Vedo tanti happy hour, vedo tanti spritz, vedo tanti assembramenti. Ragazzi, bisogna usare la mascherina il più possibile in quegli assembramenti, e direi quasi ossessivamente di fare bere e ritirare su la mascherina. Mettiamoci ancora in sicurezza per un po', lasciateci, come si può dire, sapete nei film di guerra quando c'è la tregua, no? Per andare a raccogliere i feriti, dateci tregua almeno fino a giugno, finiamo con una valanga di vaccini e a questo punto abbiamo messo in sicurezza gran parte della popolazione. E più ci lasciate vaccinare, meno ci fate disperare e preoccupare con l'infezione, meglio è. Dato è buono, però capite che noi prossime settimane dovremo scontare il dato di questi ultimi 15 giorni, che significa apertura delle scuole, non perché le scuole hanno le colpe, garantiscono più circolazione del virus, e insomma si è un po' aperto un po' di più.
speriamo di chiudere. Guardate, noi dobbiamo scollinare, perché è la domanda che mi fanno sempre i cittadini, noi dobbiamo scollinare almeno il 20 maggio, cioè noi quando abbiamo chiuso maggio indenni, salvi, dopo immagino, spero, ve l'ha detto bene professor Palù, non c'è nessuno che ha la verità, a parte il fatto che lo dico sempre anch'io, si ipotizza in virtù del cambio di stagione arriveranno anche a temperature, ho visto la prossima settimana siamo già una media di giorno di oltre 22 gradi, insomma il virus qualche spallata se la prende. Noi dobbiamo essere furbi di non star lì a rincorrere noi il virus, perché fino a ieri ci ha rincorso lui, adesso che non andiamo noi in cerca del virus, tutto qua. Dopo si apriranno i ristoranti, si apriranno le palestre, eccetera, però bisogna arrivare salvi verso fine maggio. Il vaccino ci dà una mano. C'è uno studio che presenteremo, che abbiamo fatto sui ricoveri degli ultimi 3 mesi, cioè febbraio, marzo, aprile, per fasce di età. Cioè, vedete, come si può dire, è emblematico cosa è accaduto sugli ottantenni, sui 70, 79 anni, e poi lo vedremo. Per dire, uno dice ma ci sono più cinquantenni nei dati statistici, sì, è che calando gli altri la percentuale dei cinquantenni aumenta, non è che ce ne sono di più, ma bisogna evitare che ci siano i cinquantenni, perché ci si ammala ancora, e le terapie intensine anche oggi hanno 170 persone, quasi 169. Scusate, ma ci tenevo a dirvi queste robe. Prego, se avete domande, se no chiudiamo. Allora cominciamo. Michela Nicolussi Moro, poi Guidone, Berlinghieri, vabbè, poi proseguiamo. Michela. Allora, buongiorno. Buongiorno. Volevo capire un attimo il lavoro che sta portando avanti questo gruppo coordinato dalla dottoressa Russo. Abbiamo detto che c'è questa revisione in corso dei parametri, per cui volevo capire se restano le aree colore e se in questo caso il Veneto, facciamo finta che abbia ancora 0,95, ecco. Perché se dovesse passare all'1 non passerebbe in arancione, perché abbiamo un'incidenza molto bassa? Okay. E lo scenario dei 3 scenari, perché è la cosa che non siamo ancora riusciti a spiegare a qualcuno, ogni colore poi ha degli scenari. Sì. E ogni scenario, proprio nel provvedimento ufficiale nazionale, prevede delle misure che tu devi adottare, certo, rispetto alla comunità, rispetto all'ambiente sanitario, quindi c'è proprio un protocollo. Il tema è che quando tu hai uno scenario di rischio basso va a ritarare il tuo R-Conti, nel senso che dice l'R-Conti non è che governa tutto nel momento in cui tu hai l'incidenza alta e l'ospedale è in crisi. Quindi adesso confermate le zone. Per ora sono confermate le zone. Il lavoro di questo gruppo conferma le aree colore o ci sono novità? Sì, lavorano ancora sulle zone. Okay. E le novità quali sono? Vi ho accennato alcune cose, adesso vi posso garantire che immagino, siccome c'è dibattito, ma è giusto che ci sia, questa è una roba da scienziati e da addetti ai lavori, sulla quale noi guardiamo da fuori, e immagino che la prossima settimana si chiuda. Perfetto. Cioè il lavoro è già sostanzialmente abbondantemente chiuso, però non è ancora pubblico perché c'è giustamente approfondimento assieme all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute. L'altra cosa è per chiarire un attimo, perché ce lo chiedono tutti. Prego. Allora, la prenotazione, io vado sul portale regionale, posso prenotarmi direttamente per andare dal mio medico di famiglia o per andare in azienda, che in questo caso è disponibile, o devo chiamare invece a parte il mio medico di famiglia e in questo caso, non so, Luxottica piuttosto che Marzotto? Perché tutti ci chiedono questa cosa. Allora, sul medico di famiglia a me risulta di no. No, quindi devo chiamare io il mio medico. La farmacia sì. C'erano alcune USL, mi sembra che la Pedemontana era l'unica che si prenotava i medici di famiglia tramite il portale. Gli altri non mi pare che ci fosse questa possibilità. Adesso vado a memoria, ricordo a memoria. Quindi se io voglio farmi il vaccino dal mio medico di famiglia, come contattarlo, faccio? Devo contattarlo. Sì. E la stessa cosa per le aziende? Le aziende sono in portale. Sono nel portale. Sì. E saranno nel portale anche le farmacie nel momento in cui abbiamo i vaccini alle farmacie. Farmacie aderenti. Sì, certo. Lo dico perché qualcuno non trova la sua farmacia, c'ha in giro mezzo mondo. Se non c'è vuol dire che non ha aderito. Okay. No, quanti hanno aderito?
No, noi abbiamo una previsione di un'adesione del 60%, quindi vuol dire circa 600-700 farmacie. 876 mi hanno detto ieri. Si hanno fatto probabilmente sarà più su o meno, 1500. però Sì. ricordiamoci che erano soprattutto orientate, quando avevamo anche questi numeri, con i vaccini più semplici. Adesso Certo. non lo so, perché adesso voi capite che cambia molto. Certo, infatti. E l'ultima cosa Sì. volevo chiedere se per favore ci potete fare il solito riassunto dei vaccini a disposizione, quanti sono arrivati, Sì, quanti sono in qua. magazzino. Ecco, grazie. Guarda, dillo direttamente. Allora sono 200. Allora, a magazzino ieri sera, quindi non sono compresi chiaramente quelli di oggi, ci sono 272.000 dosi Sì. e sono divise tra 124.000 di Pfizer, Sì. 19.897 di Moderna, 10.732 di Johnson & Johnson e 117.355 di AstraZeneca. Dopo vi mandiamo anche Perfetto. un bollettino. E in arrivo, esatto, in arrivo oggi è venerdì, arriva qualcosa? Non ho notizie. No, arrivano 211.000 mi sembra la prossima, 214.000 la prossima Sì, ma settimana. non oggi. Ok. Però insomma adesso noi se si incrementasse, ho sentito il generale Figliuolo l'altro ieri, sembra che arrivino 30 milioni di dosi in Italia a giugno. Quindi verosimilmente noi a giugno, se fate due conti proprio della serva, Abbiamo un 8%. una milionata di dosi dovremmo averle. 8, 16, 24. Sì, abbiamo un accesso dell'8,8%. Sì, non è proprio come quello del piano sanitario, del riparto nazionale, perché va su teste e su età, dipende dalle categorie, però insomma più o meno siamo lì. Considera che di 30 milioni poi dobbiamo vedere quanto ne verrà destinato, ma insomma si va avanti a vaccinare. Ok, perfetto. Grazie. Quindi non era un'utopia quando dicevo prima dell'estate mettiamo in sicurezza, io dicevo i cinquantenni, ma mi sa che arriviamo ai quarantenni sicuri. Chiedo dopo all'assessore Lanzari. Sì, per poi vi l'RSA. lascio con l'assessore, Ok, se non mi grazie. spiace. Allora parola a Paolo Guidone, poi Laura Berlinghieri. Sì, buongiorno Buongiorno. Presidente. Allora, visto che oggi ci ha dato la conferma dell'apertura dei vaccini ai cinquantenni, volevo chiederle se la modalità rimane esclusivamente quella della prenotazione oppure se, come qualche giorno fa si diceva, potrebbe esserci anche la possibilità di vaccinarsi anche senza prenotarsi, magari più avanti. Al momento no. E se questo dipende anche dalla disponibilità che avete dei vaccini. Allora, al momento non accesso diretto perché abbiamo il software che funziona, insomma quando tu fai 44.000 dosi in un giorno, se non c'è il computer che funziona non sarà da nessuna parte. C'è un quesito che abbiamo posto stamattina ai direttori, di osservare bene la qualità delle prenotazioni in queste prime ore, perché io ho un dubbio che ci sia più di qualcuno che dice da giorno non posso andare, che quindi si va ad occupare le parti iniziali del mattino, un po' di pausa pranzo la sera. Se fosse così siamo pronti ad andare sulla notte, perché a qualche ora bisogna vaccinare questi cittadini, no? E quindi abbiamo già detto fino a mezzanotte spostiamo un po' di orari, vogliamo vedere come va nelle prossime ore. Sabato e domenica sicuramente sarà preso d'assalto. Ecco, considerate una cosa, che da qui ai prossimi 2 o 3 giorni non ci saranno tanti posti, perché sono quelli, per dire, domani abbiamo 4.000 posti liberi, vi dico già quanti ne troveranno di liberi, e su 40.000 che ne faremo. Dopodiché da lunedì, martedì iniziano i 30-40.000 al giorno, si possono fare, insomma. Prego. Laura Berlinghieri. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Avrei 3 domande. Prego. La prima è molto rapida. Con quali vaccini vaccinerete la corte dei cinquantenni? Pfizer e Moderna. Ok. Quindi niente AstraZeneca. No, perché noi in Veneto abbiamo fatto la scelta di bloccarlo ai over 60, assieme a Johnson & Johnson. Poi volevo tornare sul discorso dell'RT. Allora in Veneto è a 0,95, sappiamo però che ad esempio nelle province di Treviso è a 0,81, quindi immagino che ci sia un po'... È una media.
Ci sono delle province in cui l'RT è superiore all'1, immagino, se può dirci. No, però la riflessione sull'RT, approfitto della domanda per dare questa risposta, è una riflessione che è postuma, cioè questo è l'RT di 14 giorni fa, cioè si trascina un dato perché viene fatta la protezione degli ultimi 14 giorni, quindi non è l'RT di stamattina, perché stamattina sicuramente è molto più basso. Quindi paghiamo gli ultimi 14 giorni. Ma al di là di questo ci sono delle province in cui la situazione è peggiore? Ma no, direi che mediamente sono tutte lì. Ok. Ultima cosa, prima parlava delle vaccinazioni aziendali, ieri i 2 direttori generali delle ASL veneziane hanno parlato di 110.000 lavoratori del turismo a esito di un censimento. Volevo sapere se ci sono novità sotto questo punto di vista. Ci saranno novità. Dopo aver visto i cinquantenni come si comportano. Ok, quindi devono attendere la conclusione. Almeno una settimana, forse fra una settimana abbiamo novità per il turismo. Non ci può anticipare niente? No, perché ogni roba che si dice su questa conferenza è molto seguita e giustamente crea aspettative. Perdonatemi, ma lo faccio anche nell'interesse dei cittadini, ma poi restano disorientati. Grazie. Prego. Tocca ad Aldo Avanzani. No, volevo solo aggiungere che c'è un tavolo, mi sembra anche stamattina, sul discorso della vaccinazione dentro le aziende, quindi quella famosa, e quindi che stamattina anche con il commissario Figliuolo eccetera ci saranno maggiori indicazioni, so che c'era un tavolo tecnico anche stamattina. Fermo restando che noi poi ci muoviamo con autonomia, come abbiamo detto, cioè, se considerate stati i primi in Italia, direi che aprivamo ai cinquantenni. In maniera massiccia poi, perché lo puoi aprire con un po' di slot oppure lo apri per tutti. Allora, buongiorno. Poi la collega Moscati e Di Gennaro. Sì, buongiorno di nuovo. Quindi tornando all'R+T, la notizia che ieri su Oggi ha preoccupato maggiormente i cittadini, non c'è il rischio dell'arancione? Al momento no. Non c'è per oggi, questo è pacifico, per la prossima in proiezione no. In proiezione no, quindi possiamo, le aziende... A meno che non venga solo cataclisma. Certo, va bene, perché non basta solo quell'indice là. Però bisogna che ci comportiamo. Va bene, quindi con tutti i paesi. E l'altra cosa invece, avevate già dato una risposta nei giorni scorsi in merito alle persone con varie patologie e ci avevate risposto nel pomeriggio che si attendono indicazioni da Roma se abbassare l'età. Siamo ancora fermi lì? Cioè, l'assessore ha seguito questo. Malati cronici, tipo che non quelli della prima fascia, ma quelli che hanno altri tipi di malattie. Non abbiamo ancora indicato. Quindi si procede per età per tutti. Tu parli dell'elenco? Sì, l'elencone, esatto. Ad esempio dicono che alcune regioni abbiano allargato le maglie. Noi abbiamo allargato solo, e credo che questi siano già inseriti come codice, da alcune malattie rare che sono state individuate tramite anche il centro di malattie rare di Padova, perché così hanno fatto anche alcune con dei codici di esenzione ben definito, però rispetto ad altre, diciamo così, tipologie, cronicità, insomma di vario tipo, no, perché aspettiamo indicazioni. Si procede per età. Invece nel caso in cui ci fossero dei giovani ventenni che per motivi di studio dovessero andare all'estero a farsi un bel corso, in quel caso lì rischiano di perdere la possibilità di studio proprio perché non hanno... Vediamo di risolvere i problemi anche, come si dice, no, anche in maniera sartoriale. È ovvio, abbiamo avuto ad esempio persone che dovevano farsi, che so, andare all'estero perché hanno avuto un problema veramente grave, cioè, dopodiché c'è sempre una forma di elasticità. Abbiamo avuto chi lavora come diplomatico all'estero che ci chiede di poter rientrare, ma poter rientrare deve avere la certezza che si fa il vaccino per poter tornare a casa. Ad esempio c'è una richiesta che secondo me non è da poco di tutti i nostri commerciali esteri, che sono quelli che fanno il fatturato del Veneto e ci danno da mangiare poi, no? Con i soldi delle tasse, che ci dicono molti lavorano su Cina, hanno bisogno di essere vaccinati e come potete immaginare molti sono giovani, quindi sono trentenni, sono quarantenni. Anche lì vogliamo fare, perché stiamo spingendo questa apertura dei cinquantenni, perché dopo non escludo un liberi tutti, ve lo dico. Io penso che arrivati ai quarantenni dovremmo prendere una decisione, perché se arrivano vaccini, cioè dovrebbe essere quasi che
adesso banalizzo, dopo verrò attaccato, però come uno si ferma per strada a prendersi il panino col prosecco o la bibita, magari si ferma su un Vax Point e si fa il vaccino. Ma guardate che in giro per il mondo fanno così. Abbiamo i drive-thru, cioè i drive-in, cioè, i nostri direttori stanno preparando tutte queste formule di vaccinazione. C'è poco da dire. In Israele si vaccina all'Ikea, nei pub offrendo anche le bibite, ma non sono fantasie queste qua. Israele ha vaccinato tutte, ma ve l'ha detto Palù ieri fra l'altro della vaccinazione. Posso sottolineare una roba che ha detto, mi permetto di dire il professor Palù ieri, l'azione disinfettante del vaccino, che non solo non ti ammali, ma sembra che abbia un effetto disinfettante, cioè non trasmette l'infezione. Sterilizzante, ecco, ovvio che chi è vaccinato deve portare la mascherina, questo è poco ma sicuro. In questa fase portiamo la mascherina, non facciamoci prendere dall'euforia di tanto mi sono vaccinato, perché purtroppo ancora non è così, però ne veniamo fuori. Io sono, come si può dire, lo diciamo, sono positivo, nel senso che sono positivo, anche se non si dovrebbe dire col Covid, c'ho una visione positiva su sta roba qua. Presidente, lei si attacca al computer oggi alle 16? Sì. Vi dirò anche quando mi vaccino, che dopo non che sia dubbi. Così posso dire, sapete che c'è anche una petizione di firme per obbligarmi a vaccinare, de tutto de tutto. C'è anche il comitato per obbligare Zaia ad essere vaccinato. Per fortuna che non hanno previsto altre indagini ospedaliere obbligatorie. Prego? Deve vedere bene l'ago che entra. Sì. Vi inviterò con la telecamera a vedere il liquido che entra pian piano. No, sul serio c'è questo comitato. Ma c'è anche quello contro che io non devo vaccinarmi perché non devo anch'io fare la fila come tutti gli altri, quindi faranno guerra tra comitati, penso. Bene, allora tocca a Silvia Moscati. Comunque mi prenoto, poi vi dico quando mi vaccino. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. La domanda mi ha anticipato un attimo la collega Marzan, però riguardava i giovani. Dice, se non riescono a vaccinarsi non possono uscire, non possono andare in giro. Questo discorso del pass, volevo sapere a che punto era. E poi un'altra domanda collegata al pass, si dice completamente il ciclo vaccinale, però ovviamente se uno ha io l'avevo già posta questa domanda, ha fatto un AstraZeneca e che ha il richiamo dopo 3 mesi, chiaramente per aver completato la dose va a finire che non parte più, insomma. Allora il Green Pass non è un'invenzione nostra, sì. C'è comunque un certificato vaccinale con il lotto anche per la prima dose. Perfetto. E c'è il tema del tampone, ho visto che è previsto, quindi della diagnostica, entro le 48 ore, e dopodiché il Green Pass, cioè meglio il pass definitivo, è con la venuta vaccinazione. Poi c'è sempre il tema della terza dose, altro grande... Se no non se ne viene fuori perché... Senti, io penso che ne veniamo fuori. Va bene. È ovvio che adesso viviamo ancora questa fase di turbolenze in volo, però insomma ne veniamo fuori. Ecco, e ieri appunto il professor Paluccia, è stata una bellissima esperienza, ci ha anche parlato dei tamponi. Cosa è successo? Però di livello. È stato bravo. Io l'ho seguita in macchina, è stato molto bravo. È stata una bella esperienza. E dicevo, ci ha parlato anche appunto dei tamponi rapidi che effettivamente, come dice lei e come ha ribadito il professor Palù, sono l'unica soluzione per intercettare e soprattutto in periodi di grossa epidemia. Ma la domanda era per questo. Se dopo la vaccinazione uno deve continuare a fare i tamponi rapidi, la domanda è, alcune persone proponevano questa cosa che però non si riesce a capire dove si possa fare. Dopo un tot di tempo è possibile invece sostituire il tampone rapido con un test di
sierologico per vedere i famosi anticorpi? C'è dibattito nel mondo scientifico per trovare anche un'altra soluzione, perché oggi il titolo anticorpale è un grande elemento in valutazione per decidere quando fare l'eventuale terza dose. Per cui noi potremmo... Perché ad esempio a me è capitato che un conoscente, dopo aver fatto il Covid, mi dice: io ho 3.000 di titolo anticorpale, devo farmi il vaccino? Nonostante siano già passati i famosi mesi. Non è il caso, aspettiamo un attimo, perché comunque è una risposta anticorpale che a volte è più alta del vaccino. Alcuni soggetti hanno risposte anticorpali di 800-1000 con la vaccinazione, e questo signore ne ha 3.000 con il Covid. Quindi io penso che sia questione anche qui di qualche settimana e usciranno le linee guida. Perché anche nel nostro caso tutte queste settimane eccetera, una volta vaccinati, sarebbe bello poter contribuire alla scienza con la nostra... Vuol farsi serologico praticamente. Ho provato in tutte le maniere, questo ma non sono ancora riuscita. Grazie. Prego. Abbiamo avuto per mesi una persona che chiedeva della scuola di danza. Non ero io, però. Emiliano è sparito. Lo salutiamo. No, ogni tanto lo trovo in giro per il Veneto. Sì, alle conferenze stampa, all'inaugurazione lo vedo. Allora tocca al collega Di Gennaro. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Tornando un attimo al tema delle aziende che hanno dato disponibilità a vaccinare, può darci qualche informazione in più, nel senso ce ne ha nominate un paio, ma magari sa dirci... Sono solo quelli che vi ho nominato. Ok. Perché è un particolare di aziende disponibili a fare la vaccinazione in casa, in house, definiamolo, ce ne sono molte, le ringraziamo tutte. In nome per conto, cioè si mettono nella piattaforma vaccinale e dicono: i cinquantenni vengano da me, io lo faccio col mio medico, lo faccio per dare un servizio al territorio, è una sponsorizzazione. Per ora ce ne sono 3. Può dire quali sono a partire? Sì, vi ho detto Luxottica, Ermec e Marzotto. Ok. E quindi queste danno disponibilità a vaccinare chiunque sul come fosse un centro vaccinale ufficiale. Ok, ed entrano a portale nelle prossime ore. Sì, sì. Il personale che vaccina è loro. È loro, ok. Sì. Invece aveva nominato il Veneto Orientale? Perché il Veneto Orientale entra con dei centri vaccinali, diciamo, fatti per il personale turistico, ma in attesa che possa accadere questo, che si possa vaccinare dall'operatore di 20 anni a quello di 60 anni nel mondo del turismo, fanno il nome per conto anche loro, cioè fanno i cinquantenni. L'idea è quella di partire uno per ogni grossa località, una Bibione, una Caorle, Jesolo, 3-4 centri, insomma. Adesso non è ancora definito, la prossima settimana siamo in grado di dirvela. Ok? Quindi sarebbero le aziende turistiche che gestiscono? Noi dobbiamo mettere in piedi un minimo di ossatura per vaccinare tutti gli operatori, questa è la verità. Ok, quindi si collega al discorso di prima, nel senso che magari la prossima settimana sapremo qualcosa in più? Sì, sì. Ok. Grazie. Grazie. Buon lavoro ragazzi. C'è l'assessore? Forse c'è una domanda della Michela Nicolussimoro per il Presidente. Il Presidente, però rapidissima. Presidente, siccome so che se ne sta parlando, lei infatti ha accennato della problematica della terza dose, purtroppo ci sono in varie parti d'Italia, a Latina, in Puglia eccetera, degli infermieri vaccinati con la prima ondata che si sono reinfettati e quindi adesso si parla di questa terza dose. È successo anche qua? No, attenzione, reinfezione vuol dire trovare la positività diagnostica ma non la malattia. Sì, sì, hanno di nuovo il Covid in forma leggera perché hanno avuto il vaccino, però la diagnosi è questa. Noi ovviamente non conosciamo questi casi perché potrebbero rientrare tranquillamente nell'ambito della non efficacia del vaccino, perché ricordo che la risposta anticorpale non è uguale per tutti. Non lo so. Non si sa. Qui noi abbiamo avuto delle positività tra i vaccinati, ma che sono anche, fra virgolette, logiche, perché che il virus venga intercettato nelle narici o in faringe non vuol dire che una persona cioè il virus comunque il vaccinato se lo becca, no? Ma non gli dà la malattia, non gli dà i sintomi clinici. Esatto.
E l'ultima detta banalmente, dopo mi sentono dicono. L'ultima cosa, se ci può, gliel'avevo già fatta questa domanda ma era troppo presto, magari adesso riuscite a darci qualche particolare in più della visita del generale Figliuolo? Il generale Figliuolo sarà qui e faremo al padiglione Rama un incontro con gli stakeholders, no? Vuole incontrare i prefetti, le autorità di polizia eccetera. Poi andremo a seguire al padiglione Acque. Lì ci sarà anche il punto stampa. Sì, lì diciamo più che punto stampa faremo una roba in piedi, insomma, e poi farà direttamente Padova Fiera, Padova Ospedale Militare, e poi Verona Villafranca. E Verona Villafranca ospedale? No, l'aeronautica. L'aeronautica. Sì, la base, scusatemi, la base dell'aeronautica. L'aeroporto militare, per capirci. Pomeriggio. A Padova diciamo fa il giro del palo all'ora di pranzo, a mezzogiorno e mezzo all'una saremo a Padova. Alle 11 al padiglione Acque, alle 9:30 al padiglione Rama. Sì. Naturalmente vi arriverà il programma dettagliato. Sì, non me l'ha ancora approvato, magari si arrabbierà anche perché l'ho detto. Ma... non credo, dai. No, ma ci siamo parlati. Grazie. C'è ancora una domanda di Laura Berlinghieri per il Presidente. Prego. Non ho capito, oggi aprite le vaccinazioni, le prenotazioni per i cinquantenni, le prime disponibilità saranno da? Già da domani ci sono 4.000 posti. Ok. Solo 4.000 perché il resto sono tutti occupati. Cioè c'è un buco, quel famoso buco che si è creato perché avendo i sessantenni prenotato fino al 19 maggio c'erano più posti di sessantenni che si sono prenotati. Ultima cosa, state pensando magari a un'intesa tra regioni per quando ci saranno i richiami, se dovessero cadere come è probabile durante l'estate, per magari fare il vaccino in Veneto al turista emiliano? Insomma ci programmiamo in maniera tale di farlo a casa, no? Ok. Se no non si più finia, cioè. Grazie. Prego, buon lavoro. Grazie Presidente, mi pare che ci fosse delle domande per l'assessore Lanzarin. Michela Nicolussi Moro, prego. Assessore, buongiorno. Le pongo un tema che naturalmente interessa tantissima gente. Adesso finalmente ci sono le linee guida nazionali per riaprire le case di riposo alle visite. È necessario questo benedetto Green Pass. Ecco, volevo capire un attimo nel Veneto come ci si sta organizzando. Sì, allora intanto chiariamo bene, ci sono le linee guida, nel senso che il gruppo di lavoro che doveva farle le ha prodotte di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero, sono state approvate dalla conferenza delle regioni mercoledì e sono state trasmesse al Ministero, perché adesso per essere attuative devono prevedere un passaggio ministeriale nazionale che sarà, non lo sappiamo, un'ordinanza, una circolare, oppure perché c'è anche il famoso articolo 11,6 del decreto di marzo che pone invece ancora l'obbligo di chiusura salvo situazioni di fine vita, hospice e comunque sempre su indicazione del direttore sanitario, quindi bisogna abrogare quel comma e allegare le nuove linee guida di riapertura, però c'è bisogno di un passaggio ufficiale legislativo nazionale, quindi siamo in attesa, quindi non è che adesso che ci sono, perché forse qualcuno ha pensato ci sono le linee guida, da domani, da dopodomani si può aprire. Le linee guida ci sono pronte, però c'è bisogno di che arrivi un'ordinanza, una circolare o comunque insomma un provvedimento nazionale. L'altra cosa rapidissima, ho visto che ieri il Ministero della Salute ha mandato una nuova circolare dicendo si può rimandare il richiamo di Pfizer, BioNTech e Moderna a 42 giorni. Sì. Ecco, il Veneto come si regola? Lo fa sempre a 21 o 28? No, oppure... Allora l'abbiamo detto ieri, cioè tutti quelli che erano già programmati con la seconda dose a 21 e a 28 giorni rimangono, perché sarebbe comunque complicato pensare di spostare tutti gli appuntamenti. Le prenotazioni che partono da oggi, quindi quelle nuove, invece avranno le 6 settimane.
Ma perché vi hanno spiegato che è migliore da un punto di vista anticorpale o perché adesso i vaccini ci sono? Sì, l'ha detto anche ieri il professor Palou su questa cosa qui, insomma, che dagli ultimi studi si è visto che le 6 settimane insomma danno una copertura e quindi si può arrivare fino alle 6 settimane. Grazie, se non ci sono altre domande e se l'assessore non ha qualcosa da aggiungere, No, non mi pare. Chiudiamo qui, grazie a tutti e buon lavoro. Eccoci, allora siamo nuovamente in studio, avete sentito il punto stampa del Presidente della Regione Zaia con questa notizia sicuramente di grande interesse, perché da oggi pomeriggio alle ore 16 il Veneto aprirà le prenotazioni per il vaccino alla classe d'età 50-59, per cui i cinquantenni potranno cominciare a prenotarsi da oggi pomeriggio. Le prime vaccinazioni già domani, ci sono 4.000 posti, poi sarà dalla settimana prossima, da lunedì, che si comincerà a vaccinare con numeri molto più importanti, dai 30 ai 40.000 al giorno. Per quanto riguarda invece l'andamento dell'epidemia, i dati di oggi sono relativamente ai positivi, siamo a più 629 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale sono 1228 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto per il Covid, meno 53 rispetto a ieri. Di questi 1066 sono in area non critica, meno 47, mentre 162, meno 6, sono i ricoverati in terapia intensiva. 10 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Ritornando alle vaccinazioni, allora, per quanto riguarda le coperture, in Veneto per gli over 80 si è arrivati ad una copertura del 96,3%, per quanto riguarda la classe d'età 70-79 siamo al 78,4%. Per quanto riguarda la classe 60-69 l'adesione è al 46,8%, ma ci sono delle prenotazioni già per i prossimi giorni, ha detto il Presidente Zaia, che fanno ipotizzare di arrivare al 65%, ed è proprio questo numero, diciamo, e i posti lasciati liberi, gli slot insomma lasciati liberi dai sessantenni, che hanno indotto a dare questa accelerata ampliando appunto la vaccinazione ai cinquantenni, e non è escluso, ha detto il Presidente della Regione, che se sarà appunto buona l'adesione si possa aprire ai quarantenni prima della fine del mese. Quindi una grossa accelerata nella campagna vaccinale, quella che il Veneto sta mettendo in atto. Peraltro c'è da segnalare, anche questa è una notizia, una novità di oggi, le prime 3 aziende che hanno dato la disponibilità a diventare punti vaccinali, non per i propri dipendenti ma per la popolazione generale, naturalmente sempre con il rispetto delle fasce d'età che vengono stabilite dalla Regione. Sono la Luxottica nel Bellunese, la Hermec Verona e il gruppo Marzotto di Valdagno. Quindi anche qui in queste sedi si potrà vaccinarsi. Questi sono sostanzialmente le novità di quest'oggi. Vedo che si è già collegato intanto il nostro prossimo ospite, il dottor Mauro Ramigni, direttore del servizio epidemiologia dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Con lei tra poco parleremo di questo importante studio che avete portato avanti per testare l'efficacia proprio della vaccinazione, quindi un argomento sicuramente di grande interesse. Io vedo che la regia mi chiede la pubblicità, quindi andiamo in pubblicità e subito dopo ritorniamo in diretta per parlare di questo importante studio che dimostra come sia importante vaccinarsi proprio per essere protetti con delle percentuali davvero molto elevate dall'infezione provocata dal coronavirus. Pubblicità, a tra poco.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio continuano a scorrere correnti occidentali che condizionano la stabilità del tempo e la giornata di venerdì 7 maggio sarà decisamente incerta. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo molto variabile, al mattino nuvolosità irregolare con cielo a tratti coperto ma anche con ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio rovesci e temporali sui settori montuosi, attenzione perché localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature stazionarie, minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi dappertutto al pomeriggio, alternanza di acquazzoni e spazi di sereno. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi oscillanti tra i 16 e i 17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui giornata con intervalli asciutti, ad altri con qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta con il notiziario di Antenna 3. Allora abbiamo in collegamento Skype il dottor Mauro Ramigni, direttore del servizio epidemiologia dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno nuovamente dottore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora avete effettuato questo studio in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità per verificare insomma quella che è l'efficacia delle vaccinazioni. Vuole spiegarci insomma come avete condotto questa indagine e quali sono i risultati dello studio? Sì, innanzitutto lo studio nasceva dal fatto di utilizzare i dati correnti per poter verificare sul campo, in una situazione molto vicina a noi, quale che fosse l'efficacia di questa campagna vaccinale effettuata innanzitutto sugli operatori sanitari. E il vantaggio era che la disponibilità dei dati, e come ci è stato detto dai colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, anche la buonissima gestione dei dati che grazie appunto a tutto il servizio è stata possibile. E quindi abbiamo potuto seguire nel tempo le persone vaccinate, gli operatori sanitari vaccinati e abbiamo potuto vedere che dopo 3 mesi dalla vaccinazione, dall'inizio della campagna vaccinale, l'efficacia del vaccino era del 95% nelle persone che avevano ricevuto 2 dosi. È un dato estremamente confortante, soprattutto perché è stato valutato in un periodo di importante incidenza della malattia e su persone che per il lavoro che fanno sono potenzialmente estremamente esposte alla malattia. Sento malissimo il ritorno, quindi spero che si capisca. Perdonate. No, noi la sentiamo bene, forse dalla regia possono togliere il ritorno, allora se ha un ritorno dell'audio, prego appunto i nostri registi di vedere se riescono a toglierle questa eco fastidiosa immagino. Ecco, quindi uno studio effettuato sulla popolazione sanitaria, quindi diciamo sui medici, infermieri che sono stati vaccinati nei primi 3 mesi dalla vaccinazione, diciamo, quindi nei primi 3 mesi dell'anno, giusto, dottor Ramigni? Sì,
Sì, per forza di cose. Abbiamo cominciato il 27 dicembre. Esatto, ricordiamo tutti quella giornata storica, no? dell'avvio della vaccinazione, peraltro insomma come diceva lei in un momento davvero drammatico per quanto riguarda la seconda ondata e la circolazione del virus nel nostro territorio, no? Certo. E questo è un dato estremamente importante. Raramente, considerata l'efficacia dei vaccini, abbiamo l'opportunità di testare l'efficacia di un vaccino in un momento in cui la malattia è presente. E questo è estremamente confortante. È chiaro che nessun farmaco è perfetto e quindi non parlo di efficacia del 100%. Però dire che un vaccino è efficace al 95% vuol dire che è efficacissimo. E oltretutto non abbiamo... Certamente ci sono stati dei casi sintomatici anche tra i vaccinati, perché ci sono stati dei casi, ma non abbiamo riscontrato particolare gravità. Quindi questo è estremamente importante. L'altra cosa estremamente importante è che quando abbiamo raggiunto una copertura, un'immunità di popolazione nella nostra ristretta popolazione di circa 6.500 operatori sanitari che lavorano principalmente negli ospedali della nostra ULSS, nonostante l'aumento delle ospedalizzazioni, quindi nonostante l'aumento della presenza di malattia nel territorio, i casi fra gli operatori sono rimasti stabili e questo vuol dire che possiamo considerare raggiunto un certo tipo di immunità di gregge, che tra l'altro con il 70% è la quantità di persone immunizzate, cioè il livello di immunità di gregge che si è sempre pensato essere quello da raggiungere. Potrà essere 75, 70, però abbiamo ottenuto anche questo risultato. Certamente fino adesso, dopo non possiamo purtroppo dire ancora niente sulla durata dell'immunità, su quello bisogna continuare a lavorare, continuare a studiare, continuare a raccogliere dati. Ecco, quindi diciamo se malauguratamente dovesse succedere a una persona vaccinata di entrare in contatto con il virus, c'è una minima probabilità, possibilità di contagiarsi, ma comunque non di sviluppare la malattia in maniera grave. Ho capito giusto, dottore? Diciamo che la possibilità di non avere l'infezione, perché abbiamo valutato, la fortuna nostra è stata perché dal momento che gli operatori sanitari sono sottoposti a monitoraggio continuo, indipendentemente dalla loro vaccinazione, abbiamo potuto non soltanto rilevare la presenza di infezioni sintomatiche, ma anche di quelle asintomatiche che potevamo trovare soltanto con il test positivo al tampone in persone che non avevano sintomi. Quindi possiamo dire che la protezione è anche per infezioni asintomatiche, quindi è ottima. Non posso dire che sia il 100%, rimane un 5% di probabilità di potersi infettare lo stesso. Dopo ci sono purtroppo persone, ed è stato rilevato, noi nel nostro gruppo non abbiamo messo questi dati qua perché non era lo scopo della ricerca, che sono non responder, come si dice, quindi non rispondono al vaccino e quindi non hanno una difesa anticorpale. In quei casi là purtroppo potrebbero esserci anche delle situazioni di malattia vera e propria. Sono possibili, estremamente rare, però sono state descritte e ci sono. Su quello bisognerà lavorare, conoscere di più, sapere che cosa fare in questi casi qua. È ancora presto, purtroppo i vaccini sono cominciati da troppo poco tempo e anche negli stati dove si è lavorato già da tempo non c'è ancora certezza su cosa fare in questi casi. Fra poco, credo che fra pochissimo, già negli Stati Uniti e in Inghilterra qualcosa su questo verrà detto. Ecco, dottore, per quanto riguarda la copertura, dicevamo, è chiaro, la durata della copertura, è chiaro ovviamente che i dati sono quelli che sono, vista i così pochi mesi, insomma, nei quali si sta vaccinando. Ma come fate, diciamo, per tenere monitorato e capire, nel caso, quando dovesse scendere il livello degli anticorpi e quando quindi eventualmente sia necessario intervenire nuovamente con un ulteriore richiamo o cos'altro? Immagino soprattutto per il personale sanitario questo naturalmente sia un elemento molto importante. Sì, elemento molto importante, però non le so dare una risposta. Mi piacerebbe darla, si sta studiando perché l'importante è intanto avere certezza, e per adesso che io sappia non è proprio il mio argomento questo, perché è più un argomento da laboratoristi, da microbiologi,
la certezza di quanto sia il correlato di protezione degli anticorpi che troviamo. Quindi finché non c'è questa sicurezza sul test preciso, sugli anticorpi che devono essere cercati, perché non tutti gli anticorpi sono uguali nella capacità di neutralizzare il virus, finché non c'è questa certezza non abbiamo del pari una certezza di quanto deve essere, quanto è lunga l'immunità, quando e se è opportuno fare un richiamo. Poi c'è un altro problema che riguarda questo coronavirus, il fatto quanto contano le variabili in questo, le varianti in questo. Per adesso abbiamo dati certi sul fatto che il vaccino sia efficace sulla variante inglese, perché è uscito da poco uno studio degli inglesi su milioni di dosi, centinaia di migliaia di casi, tutti dovuti a variante inglese, che come sapete ormai è la variante dominante anche qua in Italia, e il vaccino è efficace, allo stesso modo che nel vecchio tipo di coronavirus. Quindi già su questo sono dati bellissimi, però non sappiamo ancora di preciso cosa succede con le altre varianti. Mi lego a questo discorso per dire una cosa, ho detto prima, per ora quello che abbiamo, il nostro piccolo studio su 6.000 persone, che però insomma ha avuto buoni apprezzamenti, e studi molto più grandi su centinaia di migliaia di persone mostrano che i vaccini sono efficaci. Quindi questo è molto importante, però mi dispiace non ancora dirlo, ma non è ancora il tempo di dire ok, sono vaccinato, posso fare quello che voglio. Proprio perché abbiamo questo problema che non sappiamo ancora come incidono le varianti, abbiamo bisogno di sapere un po' di più di questo. Quindi chiaramente la raccomandazione anche per le persone vaccinate, io stesso come sanitario naturalmente sono vaccinato, devo comportarmi come mi comportavo prima, quindi distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani, aerazione dei locali, sono provvedimenti che per ora riguardano tutti. Questo è quanto mi sento di dire in questo momento qua. Certo, quindi insomma le misure di cautela che abbiamo utilizzato fino ad oggi devono continuare anche per le persone che si sono vaccinate, però ci dia anche una piccola speranza, no dottore? Dopo 15 mesi di vita di segregazione, magari chi è vaccinato qualche qualche piccola libertà in più se la può prendere, non parlo naturalmente di assembramenti e di tantissime altre cose che sappiamo benissimo insomma devono essere evitate, ma certe piccole cose insomma possiamo ricominciare a farle con meno angoscia chi è già vaccinato? Mi riferisco per esempio magari La ringrazio di aver detto meno angoscia, perché questo purtroppo è una cosa che riguarda anche la sfera legale, quindi fino adesso è così, sono uscite delle linee guida sia del CDC, quindi degli organismi principali che riguardano il controllo delle malattie sia negli Stati Uniti che in Europa, che in effetti permetterebbero ai vaccinati di allentare le regole di distanziamento. In questo momento però sono regole che hanno anche una valenza legale, quindi non mi pare opportuno dire che si può possiamo esimerci da certi comportamenti in questo momento qua, anche se la mia speranza è che fra poco abbiamo la possibilità appunto di avere meno angoscia se in contesto di vaccinati possiamo stare senza mascherina. Ecco, questo è quanto mi sento di dire adesso. Sì, meno angoscia sicuramente, un po' di pazienza ancora però. Ecco, lei si è dato una data, diciamo, sostanzialmente per la quale si spera, sentivamo prima, poco fa, proprio dalla conferenza stampa del Presidente Zaia che diceva dobbiamo arrivare almeno fino alla fine di maggio per poter, come dire, vedere la luce, nel senso di non considerare un liberi tutti, ed è questo un po' il rischio, il timore che molti hanno, no? Che magari questi dati fortunatamente confortanti circa l'andamento dell'epidemia e anche questa accelerata sulle vaccinazioni possa indurre magari a mollare un po' troppo le cautele che abbiamo appunto utilizzato fino ad ora, magari facendo ripartire il contagio, visto che purtroppo insomma il virus continua a circolare.
Sì, allora stavo per dire, non ho seguito la conferenza stampa perché ero troppo occupato a cercare di capire come collegarmi, scusatemi. Sì, avrei detto almeno un mese, vediamo cosa succede in questo mese qua. I dati continuano ad essere confortanti, guardavo, purtroppo non abbiamo ancora un lavoro sulla popolazione in generale, però i ricoveri nella popolazione superiori agli 80 anni sono diminuiti da noi quasi del 90% rispetto al picco di dicembre. E del pari non sono diminuiti alla stessa maniera, sono diminuiti soltanto del 40% quelli dei più giovani, perché c'è stata una diminuzione, quindi vuol dire che il virus sicuramente in questo momento sta circolando un po' meno. Sicuramente il vaccino è stato importantissimo nel ridurre i casi gravi nelle persone più a rischio, però non possiamo permetterci, proprio perché in quest'anno le cose stanno andando bene, bisogna perlomeno per questo mese, secondo me, continuare a essere attenti. È importantissimo. E poi la campagna vaccinale è importante perché dobbiamo arrivare, appunto, dicevo, al 70-75% di persone vaccinate con 2 dosi. E quindi non è il momento di mollare tutto, assolutamente. Secondo me, ecco, questo è quello che vedo, almeno un mese. Certo, sicuramente. Secondo lei, dottor Amini, come si spiega questo fatto che i sessantenni, diciamo, no, la fascia d'età per la quale è aperta la vaccinazione in questo momento, quindi 60-69, oltre ai settantenni, agli ottantenni, per i quali, diciamo, rimane comunque sempre aperta la possibilità per chi non l'avesse ancora fatto, come mai secondo lei, dicevo, non hanno aderito in maniera così massiccia come ci si sarebbe aspettato, visto peraltro che gli ultimi dati proprio per quanto riguarda l'USL 2, diceva proprio ieri il direttore generale dottor Benazzi, vedono che l'età media, insomma, dei ricoverati in terapia intensiva è proprio quella dei sessantenni. Come mai soltanto il dato ultimo che è stato fornito poco fa è quello del 46,8% si è vaccinato? Vuol dire che più della metà, insomma, non si è ancora prenotata? Bella domanda, non so, parlo della mia classe di età, pensiamo di essere ancora molto giovani e inarrestabili, probabilmente, non lo so. Non siamo stati toccati molto dal virus, che ha colpito soprattutto le classi di età più alte. Dico non siamo perché mi sento partecipe di questo gruppo di persone, e quindi probabilmente una scarsa, come sempre, come quando succede per tutti i comportamenti preventivi, essere scarsamente toccati dalla malattia porta a sottostimare il rischio e quindi a pensare che ci sarà anche tempo per vaccinarsi. Anche quello è una possibilità, quindi c'è questa esitazione. Questo è sicuramente uno dei motivi. Poi non so quanto conti qui da noi, sinceramente non ho dei dati sufficienti per parlarne liberamente, ma il sentore potrebbe essere anche il disturbo della scelta del vaccino, un attimo di apprensione se dovesse essere un vaccino che non si vuole usare. Questo potrebbe essere una questione che ha in qualche modo portato a questa riluttanza. Sì, diciamo che il tira e molla su AstraZeneca, poi la sospensione per il Johnson & Johnson sicuramente non ha aiutato, no, in questo senso. Purtroppo sì, e questa classe di età è interessata a questo, unito al fatto che in fin dei conti, sì è vero, sono aumentati i ricoveri in terapia intensiva, ma chiaramente i ricoveri comunque diminuiscono, però siccome abbiamo vaccinato benissimo quelli sopra gli 80 e abbastanza bene quelli fra 70 e 79, è chiaro che la classe di età più a rischio diventa quella fra i 60 e 69. Ci sono santi su questo, è mera aritmetica, neanche matematica. E la questione è appunto questa bassa sensibilità, secondo me. Spero che ci sia, ecco, quei provvedimenti che dicevamo prima, cioè il fatto di dare dei vantaggi alle persone vaccinate, che potrebbe essere una cosa che è stata ventilata, l'ho detto, potrebbe essere una spinta, secondo me, a rinforzare la vaccinazione, l'idea che vaccinarsi è importante, oltre al fatto che se ci vacciniamo tanti, questa malattia la sconfiggiamo, perché quando arriviamo appunto a certe percentuali di vaccinazione il virus non circola più, è importantissimo questo.
E quindi insomma questo è il messaggio: vaccinatevi, 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 è la cosa davvero più importante da fare in questo momento. I risultati dello studio che lei ci ha appunto presentato dimostrano proprio quanto sia importante e utile vaccinarsi. Sì. Mi permetta, è sicuro anche, non fa male, assolutamente. Grazie mille allora al dottor Mauro Ramigni, direttore del servizio epidemiologia dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buon lavoro, grazie per essere stato con noi, dottore. Grazie a lei. Un saluto, grazie, alla prossima. Allora, dicevamo, no, di questa riluttanza che è stata riscontrata tra la classe dei sessantenni appunto nella vaccinazione. Vediamo quindi questo servizio, perché siamo andati a chiedere ai trevigiani come mai secondo loro ci siano ancora parecchie ritrosie. Sentiamo. Capisco la paura e anche il fatto che magari noi giovani abbiamo fatto più vaccini più recentemente, però allo stesso tempo non so, ho più voglia di vedere le persone in giro tutte insieme. Metterei una multa a quelli là che dicono non mi voglio vaccinare. Per uscirne dobbiamo essere tutti quanti concordi. Se la maggior parte della popolazione se non riusciamo ad ottenere l'immunità di gregge, la conseguenza ricade poi su tutti. È un problema che non si capisca la necessità di farlo, è un pericolo per loro, è un pericolo per noi, insomma. L'ignoranza da quando è nata non è mai morta, purtroppo. Questo penso. Ognuno è libero della propria scelta, insomma. Adesso è una questione di coscienza, quindi secondo me dovrebbero, perché tanto hanno predicato che è pericoloso soprattutto in una fascia di età. Io sono più giovane, però lo faccio il vaccino e rischio tanto quanto loro. Come la vaccinazione è libera, ognuno decide della propria salute. Io personalmente già l'ho fatta. Che sbagliano, secondo me, perché si devono vaccinare, perché sennò ci impestiamo ancora di più. Ecco, allora queste abbiamo sentito sono le voci dei trevigiani relativamente all'importanza della vaccinazione. La notizia di quest'oggi, la novità avete sentito, è che da oggi pomeriggio anche i cinquantenni potranno prenotare la propria vaccinazione, quindi gli slot vaccinali verranno aperti anche per la fascia d'età di chi ha tra i 50 e i 59 anni. La prenotazione sarà aperta a partire dalle 16 di oggi. Allora, vedo che si è già collegato il nostro prossimo ospite, lo saluto e ringrazio per essere con noi il sindaco di Portogruaro, Florio Favero. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi, grazie. Buongiorno, grazie per essere con noi, sindaco. Allora, ci siamo collegati con lei perché abbiamo sentito, insomma, in questi giorni parecchie notizie relative alla situazione dell'autostrada A4, in modo particolare i problemi di finanziamento dei lavori di realizzazione della terza corsia nell'area proprio dei comuni del Veneto orientale, quindi tra San Donà e Portogruaro, un tratto quindi di 25 chilometri che purtroppo è anche quasi quotidianamente al centro della cronaca per i numerosi incidenti con mezzi pesanti, 2 mortali peraltro negli ultimissimi giorni che si verificano proprio in questo tratto. Allora il comune di Portogruaro ha chiamato a raccolta anche tutti gli altri primi cittadini dell'area per fare il punto della situazione. Che cosa sta succedendo, sindaco? Molto semplice, dopo questo periodo di grande pandemia, di grande difficoltà, si somma anche la difficoltà delle infrastrutture. È una realtà quasi surreale, sono 20 anni che è prevista e progettata la realizzazione della terza corsia nel tratto Mestre-Trieste e in 20 anni non si è riusciti a trovare soldi per realizzare l'intera tratta. Una tratta che è un'opera che ha motivato
è giustificato il commissariamento e quindi l'unico forse rimasto in Italia, anzi sicuramente l'unico rimasto in Italia, con le norme della protezione civile. Significa che ha enormi poteri e doveri ed è previsto per l'urgenza e la necessità di eseguire queste opere. Se queste opere non vengono fatte, domani mattina si apre la stagione sul litorale, 10 milioni di persone escono dal casello di Portogruaro, 10 milioni di persone escono dal casello di San Donà di Piave. I 22 comuni andranno in difficoltà perché se c'è un incidente mortale o grave all'interno dell'autostrada, perché c'è un imbuto ovviamente, questo si ripercuote su tutta la viabilità interna. Però il problema principale è la morte e gli incidenti gravi delle persone. Noi dobbiamo essere attenti a questo fatto, non possiamo sorvolarci, non possono dirci ma siamo sotto la media degli incidenti rispetto a queste grandi opere che si svolgono nel territorio. Bene, ci sta bene, ma se non c'è il finanziamento significa che quest'opera probabilmente verrà realizzata fra 3, 4, 5 anni e questo non possiamo permettercelo. Noi abbiamo richiesto urgentemente alla conferenza dei sindaci perché come ben sapete siamo un'area omogenea, la legge 16 ce lo permette di alzare l'attenzione sui grandi fatti e i fatti più gravi e abbiamo chiesto alla Regione, alla città metropolitana, ma in primis anche al Governo che si metta la mano sul cuore, ma soprattutto la mano sul portafoglio perché devono in qualche maniera trovare anche tramite la concessione, tramite le autovie o tramite la futura società Alto Adriatico, devono trovare il sistema per finire questo piccolo tratto che doveva essere finito da subito. La programmazione doveva cambiare la cronologia. Il cronoprogramma doveva partire o da Trieste e finirlo a Mestre o da Mestre e finirlo a Trieste. Non poteva essere lasciato l'ultimo tratto sempre nel nostro territorio. Ecco, perché tra l'altro poi paradossalmente questa interruzione in questi 22 chilometri rischia poi alla fine di creare un collo di bottiglia che può ulteriormente peggiorare la situazione. L'abbiamo visto appunto dagli incidenti che si sono verificati, ho trovato il dato, in 4 mesi 45 incidenti, 2 dei quali mortali proprio nelle ultime settimane, quasi sempre provocati da tamponamenti per magari rallentamenti improvvisi dei mezzi pesanti provocati proprio da questo imbuto che si viene a creare, no? L'autostrada si restringe talmente tanto in questo tratto che diventa una strada più stretta di una strada provinciale e quindi un camion che corre dopo 8 ore, corre ai 90 all'ora o 120 o 90 80 all'ora, si trova all'imbuto e se non c'è massima attenzione è ovvio che l'incidente è a portata di mano, nel senso che la distanza non si rispetta. Ci sono tante motivazioni, però il risultato è che ci sono continui incidenti e questo non può andare avanti per tanto tempo perché la nostra zona è una zona altamente turistica. Ci va di mezzo l'economia, ci va di mezzo la salute delle persone e quindi dobbiamo effettivamente trovare una soluzione in brevissimo tempo. Ecco, voi ora come sindaci come intendete muovervi? Noi abbiamo fatto una risoluzione dalla conferenza dei 21 comuni e abbiamo chiesto al Ministero che si muova in velocità, che trovi le soluzioni con la concessionaria e cercando di far capire alla Regione Veneto, che ha il 4% attualmente della società e il 96% in mano al Friuli Venezia Giulia, ma sono amici e quindi tutti insieme dobbiamo muoverci perché l'obiettivo è quello di realizzarla. Non è quella di parlarci addosso, ma di trovare una soluzione per il bene di tutta la popolazione. Ecco, un'opera per la quale, come diceva lei all'inizio, insomma, si sta aspettando da decenni, forse più di 20 anni, no, Sindaco? 20 anni, si poteva sicuramente programmare in maniera diversa. I colpevoli ci sono e quindi non è però il momento di dire quali sono i colpevoli. Nell'amministrazione ci sta che ci sia un colpevole, ma dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di dire come trovare la soluzione domani mattina. Mettiamoci al tavolo tutti insieme, gli amministratori faranno la loro parte per
far aumentare l'attenzione, non abbiamo la capacità di essere attori principali, ma attori principali per far capire che questa terza corsia, questo fine dei lavori deve essere immediato. Ecco, avete già avuto un qualche riscontro di questa risoluzione, Sindaco? La Regione Veneto, i nostri rappresentanti regionali Fabiano Barbisan, le nostre onorevoli Chetti Fogliani insieme con l'Andreuzza hanno già fatto un'interrogazione al Ministro e quindi si stanno muovendo tutti insieme poi al Presidente dell'Autovie Venete. Sicuramente ci stiamo dando tutti da fare perché questo si risolva in breve tempo. Ecco, ed è quello naturalmente che auspichiamo tutti, perché chiaramente chiunque abbia avuto modo di transitare in quel tratto di autostrada si è reso conto, insomma, dell'enorme problema che ci sia. Io la ringrazio, Sindaco, alla prossima, speriamo con delle buone notizie, no, relativamente a questa infrastruttura viaria così importante per il nostro territorio. Lo spero anch'io e per tutti noi soprattutto. Grazie a voi. Grazie a Florio Favero, sindaco di Portogruaro. Buona giornata e buon lavoro. Un saluto. Grazie. Allora, noi ora cambiamo sicuramente argomento, decisamente argomento, e parliamo di un altro tema però di grandissima attualità in queste ore, ed è quello delle case di riposo, degli anziani in casa di riposo. È notizia appunto proprio di queste ore delle nuove linee guida per la riapertura alle visite, seppur con tutte naturalmente le precauzioni del caso, e ne parleremo vedendo insieme anche quelli che sono le difficoltà e i problemi che sono stati causati da questa prolungata assenza di contatti con l'esterno, appunto, per gli anziani ospiti. Saluto quindi i nostri prossimi ospiti, che sono Silvia Vettor, responsabile della rete Alzheimer dell'ISRA di Treviso. Buongiorno dottoressa Vettor, grazie per essere con noi, e Roberto Volpe, presidente dell'URIPA, l'Unione Regionale degli Istituti per Anziani. Buongiorno dottor Volpe, grazie anche a lei per essere con noi. Buongiorno, non vi vedo, ma buongiorno. Buongiorno, forse se attiva la telecamera noi comunque la vediamo benissimo. Allora, l'importante è che mi vediate voi. Sì, volevo cominciare proprio da lei, dottor Volpe, per chiederle lumi su questa circolare per le riaperture delle case di riposo alle visite dei parenti degli ospiti. L'abbiamo sentito appunto dall'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin, anche prima durante il punto stampa di Zaia, che insomma è questione di pochissimo per sapere con esattezza da queste circolari esplicative quali saranno i criteri, che comunque sembrano essere quelli dei viaggiatori sostanzialmente, no? Quelli del cosiddetto, del famoso Green Pass. Volpe. Allora, intanto sì, queste disposizioni sono attese dal governo nazionale, proprio perché voi sapete che noi, nonostante essere stati sul banco degli imputati per tutto questo tempo, abbiamo questa spada di Damocle, che è un DPCM che da marzo del 2020 ci impone le chiusure, perché poi le cose vanno anche dette in modo abbastanza corretto. Dall'altro sono disposizioni, lei parla di una circolare, noi speriamo che non sia una circolare ma siano delle disposizioni che chiariscono anche la gerarchia delle fonti, perché quando tu hai un decreto del Presidente del Consiglio e ti impone le chiusure e poi hai circolari o indicazioni, voi sapete bene che sotto il profilo legale queste contano veramente niente. Mi pare di aver colto anche da quello che ha fatto la Regione del Veneto in termini di contributo nazionale in conferenza Stato-Regioni, Regione del Veneto che peraltro con noi da oltre 15 giorni collabora in un tavolo tecnico per cercare di scrivere quelle che sono le migliori disposizioni possibili per permettere appunto il riavvicinamento familiari ospiti e viceversa.
saranno delle disposizioni che non indicheranno liberi tutti, perché questo va detto con chiarezza da subito. Ricordo che le nostre strutture comunque hanno già pagato un tributo altissimo e noi in quel girone dantesco non vogliamo tornarci. Quindi devono essere, secondo me, un vero patto di responsabilità tra noi e i familiari, nell'interesse comune degli ospiti che abbiamo. Tenete conto che noi abbiamo anche ospiti che non sono stati vaccinati perché per le loro condizioni non potevano assumere il vaccino. Abbiamo ospiti vaccinati che probabilmente hanno una risposta anticorpale bassissima, per cui credo che dovremmo anche vedere nel tempo, e credo che queste indicazioni che verranno da Roma lo diranno, bisogna che sia una cosa sicuramente graduale. Abbiamo il conforto della nuova stagione che ci aiuterà comunque ad aumentare anche i numeri delle visite e quindi aspettiamo. È vero, il decreto, questa norma, io spero venga una norma precisa e non certo una circolare, introduce sicuramente anche il tema del certificato, viene chiamato precisamente scusate un attimo se lo trovo la definizione, le certificazioni verdi. Saranno delle certificazioni che non sono paragonabili a quello che chiede magari il mondo del turismo o d'altro, perché qui siamo sempre comunque in presenza di una realtà in cui c'è una comunità di persone anziane particolarmente fragili, però è un passo in avanti anche perché noi siamo i primi e il giorno in cui ci hanno detto di collaborare su questo ci siamo resi disponibili, perché credo che anche la dottoressa che parlerà dopo, credo che come noi nessuno sappia cosa si è provato in questo ultimo anno all'interno delle nostre strutture. Io ho sentito troppa gente dire delle profonde idiozie, definirci carcerieri o d'altro. In realtà noi sappiamo cosa è successo, sappiamo quanto sia pesante la lontananza dei familiari dagli ospiti e soprattutto quanto sia il peso della lontananza dagli ospiti dei loro familiari. Quindi sì, diciamo è un passo in avanti. Guardi, io le dico sinceramente, spero di cuore che questo progetto di ripartenza anche per noi sia un progetto che non ci veda più contrapposti l'uno all'altro, ma sia che ci si prende per mano noi e i familiari e si cerca di portare a casa il risultato migliore. E su questo non c'è dubbio, perché naturalmente l'interesse di tutti è proprio quello di aiutare queste persone, aiutare questi nostri anziani, proprio relativamente all'impatto che hanno subito gli anziani ospiti delle RSA in questi ultimi 15 mesi così difficili e che hanno veramente provato in maniera drammatica molte strutture. Ci potrà dare una mano la dottoressa Silvia Vettor, responsabile del centro specialistico per le demenze dell'ISRA di Treviso e recentemente eletta consigliera del direttivo nazionale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Allora innanzitutto congratulazioni per questo incarico, dottoressa. Che cosa hanno significato? Che cosa ha significato per gli anziani ospiti della RSA questo periodo, con prima i contagi, i decessi, abbiamo visto insomma delle situazioni davvero drammatiche e poi a tutto questo si è aggiunta anche questo isolamento forzato dai propri cari, dai propri familiari. Buongiorno, innanzitutto sentite sì? Sì, la sentiamo bene. Buongiorno e grazie mille per l'invito, anche per me. Sono contenta e spero di onorare questa nomina di grande responsabilità, perché innanzitutto la Regione Veneto è rappresentata già all'interno di questa società scientifica che è la più importante in Italia nello studio per le persone anziane, però è rappresentata prevalentemente con medici, geriatri, psichiatri e neurologi. E io come psicologa, insomma, grata di entrare a farne parte, significa
un passo verso un cambiamento anche del concetto di salute, in particolar modo per gli anziani, che considera la salute psicologica non un accessorio della salute biologica o fisica, ma assolutamente una parte integrante della salute e del benessere. Per rispondere alla sua domanda, cosa è accaduto? Il dottor Volpe ha un ruolo istituzionale molto importante e significativo e ha già dato delle indicazioni su questo periodo che ci ha visti veramente provati e prostrati insieme agli anziani che ci prendiamo cura. Io mi occupo anche di territorio e quindi è anche un'altra lente che vorrei portare nelle nostre considerazioni. All'interno delle strutture in Regione Veneto quello che è accaduto, ma così come nel panorama nazionale, è stata sicuramente una grande sofferenza che ci ha visti però soffrire insieme. E non a caso porto i dati di una ricerca condotta a livello nazionale che parla di un disturbo d'ansia, un disturbo di tipo depressivo, in note depressivo nel 70% degli operatori sanitari che lavorano all'interno delle RSA. Un disturbo post-traumatico da stress viene definito, ossia il peso della fatica di assistere in una condizione di grande fragilità, di grande vulnerabilità, anche di grande incertezza, soprattutto nei primi mesi della pandemia, è stata feroce anche su chi si prende cura. Chi si prende cura con attenzione e con dedizione, come accade all'interno delle nostre strutture, che non sono appunto dei lager, non sono dei parking, ma sono dei luoghi dove ogni giorno ce la si mette tutta per dare quell'assistenza che a casa non si potrebbe dare. È questo un grande paradosso che è emerso medicamente in questi mesi e che addolora chi lavora. Nelle strutture si dà un servizio essenziale per la comunità, un servizio che non potrebbe essere dato in quel modo al domicilio, perché distruggerebbe ancora di più gli equilibri precari e fragili di intere famiglie, perché molti hanno fatto presto, come diceva il dottor Volpe, a dire chiudiamo le strutture oppure le strutture non sono necessarie o trasformiamole, ma chiederei a quelle stesse persone di fornire delle risposte concrete su quali sono le proposte per assistere utenze fragili dal punto di vista affettivo, fisico, psicologico, gravando dove? Gravando su chi? Gravando su dei nuclei familiari spesso altrettanto in equilibrio tra i mille ruoli della vita. E quindi le case di riposo rispondono ad un bisogno essenziale. Cosa è accaduto per la salute degli anziani? Sicuramente i dati mostrano che c'è stato un danno, un aggravamento di alcune condizioni cliniche, un aumento importante del dato dell'inappetenza, ossia la mancanza di appetito, che in alcuni casi è diventata anche una perdita di peso. E questo è un dato a livello nazionale, mi ha colpito molto perché dimostra quanto il momento del pasto, che a volte è vissuto anche proprio con le famiglie, all'interno delle strutture, sia un momento che va oltre l'alimentazione non è cura, ma diventa un momento relazionale e cura anche da altri punti di vista. Ecco, no, la perdita dell'appetito finisce per diventare un po' anche quella perdita di attenzione verso la vita, no? Il nutrimento, è il cibo, è il sostentamento per la nostra vita. Rifiutare il cibo significa cominciare a lasciarsi andare, no, dottoressa? Io adesso la interrompo un attimo perché andiamo in pubblicità, restate con noi perché ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Antenna 3, stiamo parlando di anziani nelle RSA, nelle case di riposo della nostra regione e anche della possibilità che sembra ormai sempre più vicina di poter riprendere con le visite da parte dei parenti. Abbiamo in collegamento il presidente dell'URIPA, l'Unione Regionale delle Case di Riposo degli Istituti per Anziani del Veneto, Roberto Volpe, e la dottoressa Silvia Vettore, responsabile della rete Alzheimer dell'ISRA di Treviso. Presidente Volpe, un dato sicuramente è certo ed è quello che con la vaccinazione della stragrande maggioranza degli ospiti finalmente insomma i contagi all'interno delle strutture si sono praticamente azzerati. Sì.
Si sono azzerati, si stanno contenendo e sta avvenendo esattamente il fenomeno contrario di quando ci contagiavamo, ovvero quando i territori fuori si contagiavano e noi eravamo la conseguenza di questi contagi nei territori. Io però vorrei approfittare, visto che a noi non è dato tanto spazio, anzi devo riconoscere a voi che forse siete una delle emittenti che ci ha dato più spazio in questi mesi, per dire in più di qualche occasione di dare la nostra voce. La prima, io credo che finalmente con questo documento fortemente voluto dai veneti, intesa non solo come rappresentanza politica ma anche delle strutture a livello nazionale, abbiamo demolito quel muro di omertà di questo ultimo anno nel quale da un lato, e lo dico con molta chiarezza perché lo dico qui e l'ho scritto anche nel passato, ci trovavamo in una situazione in cui il Ministro della Sanità con una mano scriveva un decreto che ci imponeva di rimanere chiusa e con l'altra spesso armava la spada di chi ci attaccava. Noi eravamo stritolati in mezzo a questa quasi doppia personalità. Quindi finalmente le regioni sono riuscite a scardinare questa cosa e speriamo che la pubblica opinione ne sia consapevole, i familiari per primi, che noi non abbiamo in questo anno fatto niente di diverso, anzi forse lo si dice troppo poco, noi in questo ultimo anno drammatico abbiamo violato 1000 volte la norma. Non è vero che le strutture sono state completamente chiuse, ci siamo inventati di tutti e di più. In Veneto nasce la sala degli abbracci e nasce da dentro, non da fuori, non è stata un'invenzione del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità, siamo stati noi da dentro a vedere che c'era questa necessità e ad inventarci la sala degli abbracci, peraltro in una struttura proprio associata del Trevigiano che era il Sartor di Castelfranco. Quindi questo è per dire quanto siamo per primi consapevoli di questo. La seconda cosa è che io faccio un appello ai familiari che grazie a questo provvedimento torneranno, sottolineo, con grande prudenza a varcare fisicamente la soglia delle nostre case, che nel momento in cui entrano abbiano un segno di riconoscenza nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze. Guardate che noi da dentro abbiamo vissuto un anno drammatico, solo chi come noi era dentro 18-20 ore al giorno vedeva queste ragazze e ragazzi straordinari che non facevano gli operatori infermieri solo, facevano i figli che non c'erano, i nipoti che non c'erano, i fratelli che non c'erano. Guardate che vedere i ragazzi scendere dai reparti, togliersi quelle tute sudati, fradici e con gli occhi rossi perché avevano tenuto la mano fino all'ultimo minuto di tanti anziani, credo che i familiari questo glielo devono riconoscere. È stato qualcosa che chi l'ha vissuto non lo potrà dimenticare per la vita. L'altro aspetto, io credo che questa pandemia, come tutti i drammi, deve lasciarci qualcosa di positivo, perché i tanti anziani morti nelle nostre strutture dobbiamo considerarli degli eroi, che la loro morte serva a un futuro migliore, futuro nel quale dobbiamo tutti fare una riflessione rispetto agli anziani, soprattutto del nostro paese. Siamo il paese secondo al mondo, dopo il Giappone, più o meno a pari merito della Germania. Non stiamo facendo niente per allevare nuove generazioni che assistano gli anziani del futuro. La scuola è in ritardo, non abbiamo un liceo sociosanitario, non sappiamo intercettare i giovani e orientarli verso un lavoro che è qualcosa di straordinario, perché guardate che i nostri ragazzi e le nostre ragazze non saranno mai coloro che vanno dai cavalcavia a buttare le pietre o fare gesti inconsulti, sono ragazzi e ragazze che sarebbero un patrimonio straordinario per le nostre comunità. Ma si è sordi rispetto a questo, pensiamo di fare assistenza domiciliare, di chiudere le case di riposo, ma con chi? In che famiglia?
Guardate che tra 10 anni arriverà nel sistema, nel mondo, nel pianeta anziani, il baby boomers dei nati nel 45 ed è un esercito di persone anziane che saranno sole perché spesso saranno separati dal coniuge, forse avranno un figlio che non sarà qui emigrato e quindi noi dobbiamo pensare veramente a costruire un modello nuovo di residenzialità. Noi abbiamo visto quali sono i nostri limiti in questo anno, ma sono limiti che a prescindere dalla pandemia denunciavamo da anni: la carenza del personale infermieristico, la scarsa qualità di un percorso formativo rispetto a quello che potrebbe essere un percorso fatto dalla pubblica istruzione. Sapevamo che le stanze a più letti sono un'offerta inaccettabile prima e a maggior ragione per le future generazioni. Io vorrei che le migliaia di telespettatori del vostro telegiornale potessero alzare la mano e dire chi di loro da anziano accetterebbe di condividere una camera con un estraneo. Ecco, questi sono tutti temi che gli anziani che se ne sono andati in questo anno drammatico ci hanno lasciato e vanno considerati dei veri eroi loro. Certo, quindi il dramma insomma di quest'anno deve servire anche ad insegnarci qualcosa per il futuro. Perché abbiamo ancora veramente pochissimo, abbiamo 3 minuti, volevo chiudere ancora con la dottoressa Silvia Vettore per fare un po' il punto proprio dal punto di vista cognitivo, della salute mentale di queste persone. Che cosa ha significato quest'anno e cosa dobbiamo aver imparato per eventualmente gestire meglio situazioni future. In breve, perché dobbiamo chiudere tra pochissimo. Certo, quanto già detto dal dottor Volpe già crea il substrato del mio discorso. Dal punto di vista cognitivo c'è stato un peggioramento di alcuni disturbi comportamentali nelle persone affette da demenza, da ma questo si è visto sia nelle strutture che a domicilio e per questo aprirei un altro aspetto. L'isolamento nuoce agli anziani, avete scritto nel sottotesto, ma nuoce agli anziani anche a casa e a volte a casa sono più isolati che nelle strutture stesse. L'assistenza domiciliare va completamente ripensata a partire anche da una maggiore formazione, una maggiore competenza di chi assiste a casa, spesso le assistenti familiari, le cosiddette badanti. Oggi l'apertura delle vaccinazioni alle persone giovani tra i 50 e i 59 anni è un sollievo per me, perché andando in molte case per i servizi domiciliari di ISRA vedo tantissimi assistenti familiari che hanno proprio quell'età, donne tra i 50 e i 59 anni, è la fascia maggiormente rappresentata, ed è invitare loro a fare il vaccino, perché spesso lavorano in più famiglie, sono a contatto delle persone fragili. Dentro le strutture siamo molto più controllati che nei domicili. Quindi uno sguardo di attenzione anche nel territorio, perché anche lì l'isolamento nuoce, e l'isolamento, non il vivere soli, il sentirsi soli dentro le strutture, nelle case, aumenta del 30% il rischio di sviluppare una demenza o di aggravarne l'esito. Questo è un dato secondo me fondamentale. Certo, sicuramente, quindi speriamo, ed è quello che auspichiamo tutti, che dal dramma di questi ultimi 15 mesi si possa anche avere imparato qualcosa, no? Per migliorare in futuro laddove insomma sia possibile. Io ringrazio la dottoressa Silvia Vettore e ringrazio Roberto Volpe per essere stati con noi quest'oggi e per averci aiutato insomma ad aprire e a dare anche, penso, ai telespettatori degli importanti spunti di riflessione su questo tema. Grazie dunque, buon lavoro naturalmente a tutti voi e un grazie ai telespettatori che ci hanno seguito da casa. I telegiornali ritornano come sempre questa sera a partire dalle 18:30 con il TG del Veneto. Arrivederci, il meteo. Un saluto.